Non tutte le partite nell'arco di un campionato valgono 3 semplici punti. Ci sono scontri ammantati di fascino, di tradizione, di storia. Ed è quello che sta per accadere quest'oggi qui allo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto. Buon pomeriggio dal cuore della città della Vittoria, 19ª giornata del girone B di Serie C. La voce è quella di Paolo Pappagallo, salutiamo in regia Federico Campodall'Orto, coadiuvato da Davide Parpinello per la Tenda TV. Quest'oggi alle riprese l'esordio di Stefano Mella, che vi racconterà per immagini quello che è il match di questa 6ª giornata del girone di ritorno, un derby affascinante e spettacolare, questo ci aspettiamo da queste due squadre che stanno per scendere in campo. Da una parte ovviamente le tose del Permac Vittorio Veneto, dall'altra parte il Venezia femminile. È uno scontro che risale quasi alla notte dei tempi, quando il Venezia si chiamava ancora Marcon e quando le tose lottavano con la formazione lagunare per poter conquistare il posto al sole in Serie A. Molto ovviamente è cambiato in questi anni, però in questa che è la 3ª divisione del calcio femminile italiano si ripropone questo scontro che già all'andata ha regalato molti gol, molte emozioni, molto spettacolo da una parte e dall'altra. Non sarà una semplice giornata di calcio, di grande calcio come ovviamente ci aspettiamo, ci auguriamo che sia, ma sarà anche una giornata commovente nel ricordo del direttore generale rossoblu Giovanni Bolzan. Lunedì scorso è stato celebrato, ricordato il primo anniversario dalla sua scomparsa. È ovviamente un vuoto che ancora attanaglia le menti e i cuori di tutto il popolo rossoblu. Quest'oggi, poco prima del calcio d'inizio, ci sarà la consegna alla famiglia del direttore generale di una maglia dentro una teca, appunto come simbolica continuità, perché il Gio rimane sempre con noi e quindi rimane una presenza importante, non solo spirituale, all'interno di quella che è la storia del Permac Vittorio Veneto. Tra l'altro ne approfittiamo per ricordare anche con qualche immagine quella che è stata la sua parabola, queste stagioni splendide che hanno visto la formazione rossoblu conquistare i massimi risultati, lo storico anno della promozione in Serie A, ma anche tanti campionati in Serie Cadetta, cercando di continuare, di portare quello che era il sogno tanto inseguito, la sfida che è stata raccolta insieme a Sergio Fattorel, ovviamente anche nel ricordo dell'indimenticato fondatore di Franco Fattorel, il Baffo, altra figura ovviamente storica, mitica, che rimane ovviamente il cuore pulsante anche dopo tutti questi anni. Festeggeremo il 40° compleanno il prossimo anno, rimane una presenza spirituale molto forte. Insomma, l'obiettivo è stato raggiunto e sicuramente il Gio anche per questo rimane grande protagonista per tutti noi. Qui c'è una lettera, un breve estratto, insomma andremo a leggere di questa lettera che hanno voluto scrivere i familiari del Gio, di Giovanni Bolzan, per ringraziare prima di tutto quelli che sono state le figure medico-sanitarie che hanno accompagnato Giovanni in questi ultimi giorni terreni. E quindi nel ricordo, appunto, nelle parole dei familiari, ovviamente si ricorda che è passato un anno esatto da quando Giovanni Bolzan, per tutti era il Gio, quindi continuiamo a chiamarlo Gio, ci ha lasciato. Il mondo fuori non sembra essere cambiato molto, il virus che ce l'ha portato via è ancora qui che ci minaccia. Continua a mietere le sue vittime e a causare nuovi dolori e per qualcuno nuove speranze di tornare alla vita. Questo virus ha indubbiamente cambiato la vita a molti, ha creato crisi, chiusure, persone che hanno visto mutare la propria condizione lavorativa, il proprio benessere, le proprie relazioni. E Gio, come sempre, si è distinto anche in questo, ha scelto di andare al creatore in modo nuovo, singolare, per e con un virus che ha fermato il Gio. Insomma, le parole che ci ricordano quanto il direttore generale fosse una persona semplice, ma anche molto appassionata. Era la passione, il vero grande collante, che è stato il motivo per il quale ha attecchito fin da subito questo amore ricambiato tra la formazione della città della Vittoria e questa figura che non era solo una figura dirigenziale, ma era davvero un grande padre, un grande sostenitore, un grande appassionato di tutto il calcio femminile, ma soprattutto ovviamente delle tose rossoblu. Gio ci manca, anche se sappiamo che ci scruta da lassù, è presente, ne vediamo i segni e ne vediamo i semi. Per questo queste righe che scrive la famiglia sono dedicate in particolare a quelle persone che gli hanno prestato con attenzione e calore la loro professionalità nell'ultimo scorcio di vita. Quel mese passato da Gio purtroppo in 3 ospedali, Vittorio Veneto, Oderzo e Treviso. Il ringraziamento per tutte le persone che lo hanno accompagnato e tra poco vedremo anche questa consegna che sarà non solo simbolica ma davvero un grande abbraccio alla famiglia da parte di tutta Vittorio Veneto. Diamo la linea alla regia di Federico Campodall'Orto, noi ci troviamo tra pochi istanti per vivere insieme questo momento e poi ovviamente tutte quelle che saranno le emozioni del pomeriggio di questo Permac Vittorio Veneto Venezia femminile.
Eccoci tornati qui in diretta dallo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto, squadre in campo, tra poco vivremo il momento molto intenso di cui vi parlavamo poc'anzi, la consegna di questo ricordo alla famiglia di Giovanni Bolzan. Intanto vedete ovviamente i riti classici del prepartita con le lettose quest'oggi in maglia bianca con strisce rosso-blu, calzettoni e pantaloncini rossi. Il Venezia nella classica divisa arancio-nero-verde. Venezia che è stato aggregato, è diventato parte del sodalizio che comprende anche la formazione maschile, che tra l'altro sta lottando per conquistare un posto nella prossima Serie A, facendo davvero un ottimo campionato. Beh, anche questo Venezia femminile è una squadra sicuramente molto ambiziosa. Parleremo di quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione, che poi sono andati ridefinendosi col passare del tempo. Tra poco uniremo anche la nostra diretta video, ovviamente grazie alla Tenda TV, in diretta anche sulla nostra pagina Facebook e sul sito della Tenda TV, per ricordare anche qui allo stadio ciò che sta per avvenire. Ovviamente, prima di tutto, il minuto di silenzio in memoria di Giovanni Gio Bolzan. E questo è il primo tributo, il primo omaggio, il primo grande ricordo del Gio. Ma ripeto, tra poco stiamo per vivere quello che è il momento ancora più emozionante. Vedremo sul terreno di gioco i genitori, Severino Augusta e la sorella Simonetta, che riceveranno una maglia racchiusa da una teca, e questo sarà simbolo ancora più forte, ancora più vivido del grande legame, dell'indissolubile legame tra la famiglia Bolzan, che peraltro continua anche sul campo a essere parte attiva con il preparatore dei portieri Roberto, e ovviamente tutto il Permac Vittorio Veneto. Ora ci uniamo però a quello che è l'avvenimento, il momento toccante che sta per partire qui allo stadio. La società calcio femminile Permac Vittorio Veneto, nel primo anniversario, nel ricordo del direttore generale Giovanni Bolzan, consegna una maglia speciale all'interno di una teca ai rappresentanti della famiglia Bolzan, in particolare a papà Severino, mamma Augusta e alla sorella Simonetta. Questo vuole essere un modo per ricordare una figura storica, indissolubile, della società rossoblù e di tutto il calcio femminile, patrimonio di questi colori, della nostra storia e di tutto ciò che ha fatto grande il calcio femminile a Vittorio Veneto e non solo. Questo è l'omaggio e l'abbraccio di tutto il Permac Vittorio Veneto alla famiglia Bolzan. Grazie. Ed ecco, vedete questo momento molto bello con il ringraziamento commosso dei genitori, della sorella, tutta una famiglia che è stata colpita da un dolore davvero improvviso e inaspettato. Sicuramente un qualcosa che è ancora difficile realizzare fino in fondo, sia per l'entità della perdita, sia per quello che ha rappresentato il Gio all'interno della storia di questa società. Ora però è il momento di tornare a concentrarci, a gettare tutta la nostra attenzione, il nostro focus su ciò che avverrà in campo, questo match della 19ª giornata del Girone B di Serie C, la sesta di ritorno. Derby che nel corso degli anni, abbiamo detto, ha sempre regalato grandi emozioni e tanti gol. Derby anche ricco di ex, tra poco li vedremo, soprattutto nel Venezia. Nel frattempo cominciata la partita col primo pallone in possesso del Permac Vittorio Veneto. Partiamo con le formazioni però dalle ospiti. Il Venezia in campo in ordine numerico progressivo con Pinel tra i pali, poi Vivian, Grossi, Sabadin, Zuanti, Dalla Santa, Marangon, Roncato, Bellemo, Dalben e Tonon. Poi andremo a vedere quello che è lo schieramento deciso dal tecnico Alessandro De Bortoli, anche lui un ex, un anno e mezzo sulla panchina vittoriese. Insomma, un legame ancora più forte, derby che in questi anni è stato sempre molto sentito, ma assolutamente corretto, vissuto con grande spirito agonistico da una parte e dall'altra.
Il Permac quest'oggi col 4-4-2, modulo ormai confermato sulla lavagna tattica di mister Massimo Zoni. In porta c'è Alice Bonassi, quest'oggi con un inedito 12 per motivi di casacca, diciamo così. Poi in difesa abbiamo Carlotta Gava e Monica Furlan esterni, coppia centrale con Giada Tomasi e Carlotta Martinis. A centrocampo Laura Tomasella e Gaia Maria Sovilla, esterni sono Deborah Zilli e Silvia Cimarosti. In attacco Karin Mantoani e Giulia Trevisiol. Sicuramente la notazione tattica più curiosa è la conferma di Karin Mantoani del capitano come seconda punta, di fatto. Esperimento che abbiamo visto anche nella scorsa partita contro le Torri. In quel caso era una mossa anche un pochino d'emergenza, viste le tante assenze che tra squalifica e acciacchi avevano colpito la formazione rossoblù, una vera costante gaussiana in questo inizio di stagione, soprattutto il bollettino poco positivo dall'infermeria. Però a quanto pare la mossa è piaciuta e quindi ovviamente c'è ancora l'assenza per squalifica di Elena Govetto, che quest'oggi sconta il secondo dei 2 turni dopo il rosso ricevuto per proteste dalla panchina contro l'Oristano. Comunque toccherà a lei ispirare anche con la sua esperienza, con la sua caparbietà, l'ariete di Carbonera, la classe 2003 Giulia Trevisiol, maglia numero 17 per lei, una vera prima punta che quest'oggi insomma cercherà di approfittare, come anche detto nell'intervista prepartita di poche ore fa, di quelle che saranno le occasioni concesse da una parte e dall'altra. Il Venezia è una squadra che non ha subito molti gol, è una squadra soprattutto che ne ha fatti tanti e può contare su delle giocatrici di grande qualità come la numero 8 Dalla Santa soprattutto, ma anche la numero 7 Zuanti. Dalla Santa peraltro è una delle davvero marcatrici principe di questo inizio di stagione. Seguiamo però la partita col retropassaggio per il portiere veneziano Pinel, che controlla il pallone all'interno della propria area piccola, lo allontana in avanti cercando poi una sponda, un contrasto che favorisce lo scatto però di Dalla Santa. Su di lei ringhia subito Martinis, che quest'oggi dovrà mettere la propria carica agonistica, già espressa davvero con grande qualità per quasi tutto questo campionato, il suo primo come diverse compagne in prima squadra. Palla ancora tra i piedi del Venezia, in profondità lo scatto di Marangona, ancora Martinis che protegge, poi tocca all'indietro per Bonassi. Bonassi prova a aprire nella zona di Silvia Cimarosti, pallone che sfila però oltre l'out laterale, si riprende allora con la rimessa affidata alla numero 17 Edvige Bellemo, il capitano della formazione lagunare. Prova subito a cercare una sponda, poi pallone per Dalben, su di lei buona guardia Gaia Sovilla, guadagna metri allora la formazione arancio-nero-verde. Abbiamo detto che il connubio tra i colori del Marcon e quelli del Venezia femminile si è esplicitato da un paio di stagioni, facendo sì che la formazione appunto veneziana diventasse vera e propria parte della società che in questo momento, ripeto, sta ottenendo grandi risultati anche nel maschile. Primo calcio d'angolo del match a favore proprio delle ospiti, sulla bandierina andrà allora proprio Capitan Bellemo a cercare quelle che sono le incursioni in area di rigore, tra le altre anche della grande ex, una delle grandi ex, Michela Tonon, che conosce molto bene questa realtà, lei che è di Vittorio Veneto, che è stata anche capitano della Primavera. Pallone che danza pericolosamente in area di rigore, Marangon pensa a conclusione, poi ci prova Dalla Santa, pallone smorzato da Cimarosti, poi Trevisiol prova quasi ad autolanciarsi nella prateria, nel deserto, fa in qualche modo guardia Sabadin, che ha subito una carica a quanto pare da parte della numero 17 rossoblù. Allora calcio di punizione quando sono trascorsi 4 minuti e 14 secondi nel corso di questo primo tempo, ovviamente 0-0 il punteggio. Gara d'andata che, come vi avevamo accennato, era stata davvero ricchissima di gol, una beffa finale possiamo dire per la formazione veneziana, che aveva condotto il match anche con 2 reti di vantaggio per 3-1, poi c'è stata la rimonta grazie a Carlotta Modolo e Giulia Trevisiol, e anche decisivo il calcio di rigore parato da Alice Bonassi, che ha permesso ancora di più alle vittoriesi di strappare un punto forse in quel momento della stagione addirittura inaspettato, contro una squadra che invece era partita rabbiosa con l'obiettivo di conquistare la promozione in Serie B. Attenzione ancora a Venezia che attacca, il cross in area di rigore a cercare il tocco di Tonon, che trova il gol dell'1-0 e non esulta, improvviso sbuca il Venezia in avanti e trova la rete proprio della grande ex, e quindi questo è un momento ancora davvero particolare, perché è proprio Michela Tonon, proprio una vittoriese doc, qui colpevolmente però lasciata sola dalla difesa rossoblù, a sbloccare il punteggio dopo appena 6 minuti. E quindi Venezia in vantaggio, Venezia che sì, aveva affondato
i primi colpi di questo match, ma al primo tiro in porta ha trovato la rete del vantaggio. Allora Tose subito a inseguire, l'avevamo detto, è una partita dove sicuramente le ospiti sono favorite per la maggiore esperienza, per il grande tasso tecnico, ma bisogna cercare di evitare di regalare qualcosina anche dietro. Permac che nelle ultime partite ha subito qualche gol, a volte anche di troppo, pensiamo alle 3 reti di domenica scorsa sul campo, anzi 2 domeniche fa sul campo delle Torri, le 2 reti anche subite in casa con l'Oristano. Però vediamo insomma cosa accadrà quest'oggi. Reti peraltro che sono state spesso e volentieri tiri imparabili, dunque poche responsabilità sia dei portieri che degli attenti difensori, delle attente sentinelle della difesa rossoblù. Intanto Pinel qui in qualche modo rischia anche su Mantovani, poi lamenta di essere stata toccata, l'arbitro interviene, un contatto che è sembrato assolutamente fortuito da una parte e dall'altra. Comunque calcio di punizione che sarà affidato al Venezia. Vediamo che sembra tutto a posto per quello che è il portiere, l'estremo difensore veneto, che allora riprende. Non c'era stato calcio di punizione, ma l'arbitro aveva in realtà sospeso il gioco per permettere i soccorsi. Allora la palla viene rilanciata subito tra le braccia, dalle braccia di Pinella alla numero 2 Vivian. Poi scambio ancora a centrocampo, pallone un po' lungo all'indietro per Grossi, che deve toccare ancora per Pinel, che prova a sventagliare allora sulla destra, cerca la spizzata da parte di Zuanti, altra cliente molto pericolosa su di lei. Infatti c'è tutta l'esperienza anche di Monica Furlan, che scarica all'indietro per Bonassi, va in pressione dalla Santa, Bonassi riesce a allontanare il pallone, poi colpo di testa di Dalben nella zona però di Tommasella, che tocca per Cimarosti. Attenzione a questo possibile 3 contro 4, sale anche dall'altra parte Deborah Zilli. Cimarosti però deve guadagnare qualche secondo e far salire la squadra. Allora Tommasella apre sulla destra per Giada Tomasi, in posizione inedita, allargata in questo frangente, ancora per Zilli, prova il cross, palla rimpallata però dalle natiche di Vivian, e poi Michela Tonon che ha sbloccato con la sua zampata 3 minuti fa il punteggio, allontana in avanti, colpo di testa di Tomasi, ancora per Zilli che prova a difendere il pallone. Tomasi, pallone per Sovilla, Martinis poi prova un pallone a campanile, colpo di testa in anticipo ancora di Vivian, prova ora a alzare il baricentro il Permac con Tommasella che sporca il pallone e riesce a conquistarlo molto bene, poi pensa alla conclusione, prova anche il tiro, pallone che si abbassa ma non a sufficienza da creare una vera e propria minaccia a Alice Pinel. Prima conclusione del match però anche per le Tose, che hanno subito il vantaggio ospite a freddo e che ora quindi provano subito a rifarsi vedere in avanti. È sbucata davvero dal nulla Michela Tonon in proiezione offensiva, lei che è schierata in una posizione sicuramente più arretrata, sembra da esterno di centrocampo in questo momento. Ricordiamo capitano della Primavera, protagonista anche in Serie A, dunque anche lei fa parte a buon diritto della storia del Permac Vittorio Veneto. Zuanti ora lotta strenuamente con Furlan, poi difende bene il pallone, lo tocca in orizzontale per Roncato che prova a lancio in avanti, attenzione ad Alben che può provare lo scatto, è leggermente in anticipo su Sovilla, poi sterza, però in orizzontale per Dalla Santa che pensa alla conclusione, la effettua, esce strozzato questo destro, deviato però, segnala il collaboratore dell'arbitro che è il signor Benevelli di Modena, gli assistenti sono Moraitis di Treviso e Condrut di Castelfranco Veneto. Allora, secondo corner del match per la formazione veneziana, con Alice Zuanti che alza la testa, mette questo pallone in area di rigore, ancora cercando la deviazione, c'è l'anticipo questa volta di Furlan sul primo palo, poi ancora Tonon che prova a difendere il pallone, alle sue spalle c'è Deborah Zilli che riesce a ritardare bene l'azione della propria diretta avversaria, poi Tonon di forza riesce ad andare via, mantiene il pallone in campo, prova il cross, riviene su di lei Zilli, un anno solo di differenza tra le due, ma ricordiamo che Deborah Zilli è alla sua seconda stagione da calciatrice, è già davvero un grande rendimento, è a quota, ricordiamo, 6 reti stagionali, seconda miglior marcatrice del rossoblù, alle spalle di capitan Karin Mantovani. Ancora Venezia con Dalben, il tocco ancora per Tonon che prova a sgusciare in mezzo a due, su di lei questa volta molto brava in anticipo Gaia Sovilla, poi di prima Mantovani, Cimarosti, lancio ancora con un singolo tempo di gioco per Trevisiol che si lancia in avanti, Pinel con grande calma rinvia il pallone in avanti, però attenzione perché ora è fuori dai pali, ci pensa anche il Permac, poi deve
ritardare in realtà l'esecuzione verso la porta. C'è comunque Tomasella che aveva aperto bene per Furlan, pallone sporcato da Zuanti, che di fatto è un'ala ma viene a dare una grande mano anche difensivamente. Anche per lei parliamo di un rendimento offensivo di tutto rispetto, con ben 12 reti realizzate, seconda miglior marcatrice della formazione veneziana, alle spalle di Elisa Dalla Santa, che abbiamo detto con i suoi 19 gol davvero ha saputo imprimere un impatto decisivo alla stagione del Venezia. Dalla Santa, che è ex giocatrice dell'Unterland e che è il capocannoniere di questo campionato, avendo superato proprio domenica scorsa l'attaccante del Cortefranca Roberta Picchi. Cortefranca, che ricordiamo è la capolista indiscussa di questo girone, di fatto, anche se mancano ancora 7 partite, oltre a quella di quest'oggi, dove peraltro osserva il turno di riposo, quindi turno di riposo per la capolista, però avrà ancora 7 impegni, ma possiamo dire che di fatto è già con un piede in Serie B. Manca solo la matematica a certificare lo strapotere della formazione guidata da Roberto Salterio, con i suoi 47 punti, 15 vittorie e soli 2 pareggi. Alle spalle c'è il Trento, che ha mollato qualche punto di troppo nelle ultime uscite. Quest'oggi sfida la squadra che occupa l'ultimo gradino, il fanalino di coda di questo campionato, Le Torri, quindi 3 punti probabili, anche se nel calcio nulla è mai scontato, però insomma, per quello che abbiamo visto finora la differenza sembra essere piuttosto elevata. Attenzione però ancora alle Tose, che provano a farsi vedere in avanti con Capitan Mantoani, allargato a destra, salta Vivian, non riesce però a mantenere il pallone in campo. E allora si riparte da Pinel. C'è da dire che le Tose, dopo il gol subito, hanno subito espresso una buona mole di gioco nelle zone di metà campo. È arrivata un'unica conclusione finora con Laura Tomasella, pallone riuscito non distantissimo dall'incrocio dei pali, ma con Pinel in controllo. Di fatto l'unico tiro in porta di questo quasi primo quarto d'ora è quello che ha portato al vantaggio le ospiti lagunari, con la grande ex Michela Tonon. Ancora Trevisiol, grande lavoro, poi pallone verticale per Zilli, leggermente lungo, non può arrivare. Si parla con la propria compagna di squadra qui nell'inedito ruolo quasi di playmaker, è venuta a prendere palla all'interno del cerchio di centrocampo. Diamo uno sguardo anche agli altri match di questa giornata, detto che l'anticipo si è giocato ieri tra Oristano e Unterland Amen, con la vittoria della squadra altoatesina in terra sarda 1-0. Unterland che dunque al momento ha scavalcato le Tose in classifica al 6° posto, 27 i punti per l'Unterland, 26 per il Permac. C'è anche da dire che però l'Unterland ha 2 partite in più, dunque possibilità ancora per le Tose di agganciare la top 5 di questo campionato, che vorrebbe dire un risultato di assoluto prestigio in quest'anno di ricostruzione, in quest'anno che ha segnato una linea di demarcazione a livello morale, oltre che tecnico, perché oltre al nostro DG Giovanni Bolzan, che ricordavamo in apertura, anche le scomparse di Beppi Casagrande, patron di questa squadra, e di Dino Marcuzzo, consigliere e dirigente, hanno segnato davvero una demarcazione che purtroppo brucia ancora, è ancora viva nel dolore all'interno di tutto il popolo rossoblù. Ora Venezia prova a rifarsi vedere in avanti, pallone in area di rigore, ancora per Marangon, che prova a girarsi, pensa alla conclusione, pallone sul secondo palo, ancora Tonon in proiezione offensiva, questa volta non arriva sulla sfera, ma sempre piuttosto ficcante l'azione della numero 33, che evidentemente, e non potrebbe essere diversamente, vive questa partita in modo particolare, protagonista anche di una buona prova nella gara d'andata che, disputata sul terreno di Marcone, ripetiamo, ha visto le Tose portare a casa un punto a tratti insperato, ma che probabilmente ha rappresentato un punto di svolta per il campionato di entrambe. Per il Permac nella consapevolezza di potersela giocare con tutte le altre squadre, o quasi. Per il Venezia invece, che era partito con obiettivi di promozione, probabilmente quei 2 punti persi hanno rappresentato anche una piccola perdita di fiducia. Ripeto, l'obiettivo dichiarato da sempre per la formazione guidata in panchina dall'ex De Bortoli era quello di puntare alla Serie B, di provare a lottare fino all'ultimo per portare gli arancione-verdi nella divisione cadetta del calcio femminile italiano. Martinis qui intuisce molto bene il movimento di Marangon, poi tocca per Zilli, che scarica per Giada Tomasi, alza la testa col destro, pallone in profondità per Mantoani, non riesce ad agganciarla. C'è l'ottima guardia anche di Arianna Sabadin, figura storica di riferimento per i colori veneziani già dai tempi del Marcon. Tante giocatrici hanno proseguito
sull'onda di quella che è stata la grande avventura del Marcon. Pallone in profondità per Marangon, attenzione perché Marangon ruba il tempo a Martinis, Marangon in area di rigore, Marangon batte Bonassi e questa è la rete del 2-0 del Venezia. Qui Marangon è riuscita ad approfittare, ad aggirare in qualche modo Carlotta Martinis e poi a tu per tu con Bonassi ha trafitto il portiere rossoblù. E questa è una rete che fa ancora più male perché è il 2-0 del Venezia al minuto 16. 2 tiri in porta, 2 reti della formazione ospite. Il Permac deve davvero fare qualcosa di più. Abbiamo detto, non c'è da nascondersi, il Venezia è una squadra di qualità, di esperienza assolutamente superiore, però bisogna davvero lottare su ogni pallone, bisogna cercare di ripetere una prestazione gagliarda come quella dell'andata. Permac che, ricordiamo, viene da 3 vittorie consecutive contro Isera, Oristano e Le Torri. Anche il Venezia però viene da 3 successi di fila che hanno ovviamente creato una certa fiducia e hanno in qualche modo anche cambiato quella prospettiva, possiamo dire, un po' plumbea che si era creata sicuramente nelle menti delle giocatrici lagunari, una volta appurato che l'obiettivo Serie B era di fatto irraggiungibile. Vittorie in goleada, le ultime 3 contro l'Isera in casa, poi il 6-0 sul campo dell'Oristano e il 4-0 di domenica scorsa sul campo delle Torri. Di fatto il Venezia non prende gol da quasi 300 minuti, ne aveva subiti 3 nella partita contro il Brixen, altro punto di svolta perché di fatto ha sancito l'impossibilità matematica per le veneziane, o quasi matematica comunque, di raggiungere l'obiettivo dichiarato. Dopo che, ripeto, nel girone d'andata c'erano stati tanti risultati notevoli, ma anche la sconfitta casalinga contro il Cortefranca, 2-0 a Marcon. Vediamo allora quello che è il tentativo di reazione da parte della formazione di mister Massimo Zoni. Pallone ora per Zilli che deve provare a controllare un pallone ispido, poi Tomasi a duello con Tonon, rimessa laterale per il Venezia, soprattutto il carattere ora deve farsi largo, l'orgoglio deve colpire, pungere nel vivo la formazione vittoriese. Rimessa per Michela Tonon che non si intende questa volta con Dalla Santa, allora può gestire la sfera Tomasi che però la regala Dalla Santa solo per un attimo. Martinis tocca per Tomasella. Tomasella ha bisogno di assistenza dalle compagne, la trova in Giada Tomasi che di fatto ora gioca esterna, quindi Carlotta Gava si è spostata al centro. Questa è la prima inversione tattica sulla lavagna di mister Massimo Zoni. Evidentemente a Giada Tomasi è stato chiesto di cercare di fermare con ancora più fisicità l'azione a tratti prorompente in questi primi 20 minuti di Michela Tonon. Ora Karin Mantoani prova un controllo difficile, il pallone scivola come una scheggia impazzita addosso al corpo del capitano di Sclaunicco, poi duello con Vivian che non mantiene il pallone in campo, allora ancora il capitano che attende assistenza dalle compagne. Siamo nel corso del 19° minuto, 2-0 per il Venezia che ha colpito con Michela Tonon per la rete del vantaggio e poi con Marangon per il 2-0 provvisorio. Ancora esce bene, questa volta roncato, pallone in profondità, Dalla Santa, attenzione ancora in profondità, interessante per Zuanti che è in vantaggio su Furlan, ancora Zuanti, batte Bonassi ma no, c'era fuori gioco, ecco, c'era sembrato un po' troppo leggerino effettivamente l'intervento del portiere rossoblù che si era avveduta da subito della segnalazione del collaboratore del signor Benevelli di Modena, dunque era scattata leggermente avanti, numero 7, vice capocannoniere del Venezia. Tra le altre partite di questa giornata, ne ricordiamo una in particolare che è importantissima per la lotta a salvezza tra Isera e Spal che sono al terzultimo posto a pari merito. Tanto Mantoani anche in questo caso però non riesce a mantenere il pallone in campo, dunque rimessa al fondo per Pinelli. Dicevamo sicuramente Isera Spal appassionante punto di svolta per la lotta a salvezza, detto che il Portogruaro che è penultimo è impegnato sul campo del Brixen, Portogruaro che non vince da tantissime partite, ha perso anche lo scontro diretto a Ferrara proprio contro la Spal, dunque ha bisogno disperatamente di punti, ma Brixen è ampiamente favorito nel match di quest'oggi. Le Torri, abbiamo detto, difficile pensare, anche se nel calcio non si sa mai, che possano strappare punti al Trento, secondo in classifica, che è avanti di 36 punti in questo campionato. Attenzione però ancora l'azione con Zuanti fermata, poi Dalla Santa pensa alla conclusione, prova col sinistro, Bonassi la tiene lì, forse anche coperta dalle proprie compagne di squadra, non ha visto partire questa conclusione comunque insidiosa di Elisa Dalla Santa, che è giocatrice sì veloce
ma anche molto tecnica, e lo ha fatto vedere tanto nella gara d'andata quanto in tutto il campionato. Attenzione ora a Pinel che deve controllare un pallone non semplice, ma riesce comunque a allontanarlo. Colpo di testa di Sovilla per Silvia Cimarosti. Permac che per il momento ha cercato poco la fascia mancina, quella appunto sulla quale agiscono Silvia Cimarosti, e Monica Furlan ha provato a sfondare più che altro a destra, dove abbiamo visto Michela Tonon molto in palla, al di là del gol del vantaggio. Attenzione ancora in profondità, Marangon, duello con Tomasi, anche questa volta però in offside, una giocatrice del Venezia in proiezione offensiva. Ora il Permac sembra più capace di prendere le misure su questi lanci, a cercare di scavalcare la retroguardia, a cercare di puntare direttamente lo specchio della porta di casa, difeso da Alice Bonassi. Sicuramente è migliorato qualcosa nel posizionamento dopo i primi minuti un po' in sofferenza. Siamo però quasi a metà tempo e sicuramente la formazione vittoriese deve fare qualcosa di più, chiaramente anche nel punteggio. Questa è una formazione che segna molto, soprattutto negli ultimi 10 minuti del primo tempo e nei primi 5 della ripresa. Sono arrivati ben 11 gol in questo campionato, in questi minutaggi. Dunque vedremo se riusciranno magari a regalare quel sussulto che anche all'andata ha fatto la differenza, perché il gol che aveva riaperto la partita, che in quel momento si stava mettendo in discesa per il Venezia grazie alle reti dell'altra grande ex Zandomenichi, che quest'oggi non figura neanche tra i convocati, qualche problema fisico per lei, e la rete di Dalla Santa, insomma dopo il 2-0 nei primi 23 minuti, anche in quel caso le tose l'avevano riaperta con la rete di Deborah Zilli nel secondo minuto di recupero del primo tempo. Vedremo se anche oggi sarà così, anche se chiaramente sarebbe meglio cercare una rete anche prima del duplice fischio del signor Benevelli di Modena. Nel frattempo Pinel può gestire ancora il pallone, aprirlo nuovamente per Capitan Bellemo. Partita, ricordiamo ancora, che era finita 3-3, quella dell'andata, con Venezia che aveva riallungato inizio del secondo tempo con Tosatto. Poi Carlotta Modolo e Giulia Trevisiol a 4 minuti dalla fine avevano permesso alle tose di strappare un pareggio importantissimo, preziosissimo, impreziosito anche dalla grande parata su calcio di rigore di Alice Bonassi, che ha parato 2 penalty in questa stagione, uno a Brixen e uno a Venezia. Attenzione però ancora alle ospiti in proiezione offensiva, ancora con Zuanti che prova a difendere il pallone, lo apre per Marangon, duello con Martinis, 1 contro 1, pensa alla conclusione, pallone che questa volta non esce con sufficiente precisione, da posizione molto defilata, blocca allora il portiere friulano, quest'oggi con un inedito numero 12 per una questione di colori di maglia, sono state cambiate all'ultimo. Attenzione al pallone in profondità per Mantuani, si alza però la bandierina, abbiamo visto subito il linguaggio del corpo, il body language dell'assistente del direttore di gara, che era già pronto a segnalare l'offside del capitano. Partita che ora si sta un po' abbassando di ritmo, di fatto davvero gli unici 2 tiri verso lo specchio della porta, escluso quello di poc'anzi di Marangon, sono stati quelli che hanno portato il Venezia sul doppio vantaggio, con Tonon e Marangon stessa. Permac che deve ancora collaudare i guantoni del portiere classe 1997 e vice capitano delle ospiti, ovvero Alice Pinel. Ora Tommasella tra 3 avversari e prova a difendere la sfera, pallone che arriva in qualche modo a Gaia Sovilla, che ha un po' di spazio, può provare a avanzare, chiama palla Cimarosti, servita sulla fascia mancina, può dare in 1 contro 1 con Bellemo, ancora Cimarosti, prova sulla corsa a saltare la numero 17, mantiene il controllo del pallone, poi trova alla fine la deviazione decisiva con Bellemo che ha cercato disperatamente di salvare questo corner, ma non ha potuto impedire il primo tiro della bandierina del pomeriggio per le rossoblù. Karin Mantoani allora, come sempre, andrà a cercare di cesellare una parabola interessante verso l'area di rigore. Sale Giada Tomasi, che ha già colpito per ben 3 volte su azione da fermo e proprio da calcio d'angolo. Pallone in area di rigore su Pinel, che chiama la sfera, la fa sua e con grande sicurezza evita una deviazione volante da parte delle centrali rosso-blu. Era salita anche Silvia Cimarosti nell'occasione. Riprende loro il suo posto la lince del Cellina, Giada Tomasi, con la Venezia che ora riparte, pallone per Marangon, lotta ancora con Furlan, poi Roncato, apertura per Vivian che sale, ha un po' di campo a sinistra, viene su di lei Laura Tommasella che con grande esperienza e caparbietà le strappa il pallone, poi brava anche qui Giada Tomasi a dribblare Dalla Santa, ancora Tommasella per Tomasi, ringhia Dalla Santa che prova a strapparle il pallone, ma Giada Tomasi non si fa sorprendere in questo caso, poi Carlotta Gava malinteso con
Laura Tommasella, rimessa laterale, ma abbiamo detto che la difesa rossoblù dopo lo shock iniziale sembra prendere le misure con ancora più accortezza e precisione nei confronti delle dirette avversarie, che certo hanno già colpito 2 volte, ma importante insomma riacquistare fiducia là dietro. Martinez qui spazza in fallo laterale, ancora una volta Michela Tonon avrà il compito di riprendere le ostilità con la rimessa laterale. Marangon ancora su Giada Tomasi, solito duello all'arma bianca tra le due, con ancora Tomasi che cerca anche la deviazione per guadagnare la rimessa dal fondo, il pallone però capriccioso rimane lì, quasi all'altezza della bandierina. Tocco ancora a cercare lo scatto filtrante di Roncato, rimessa laterale, così una touche per la formazione allenata da Alessandro De Bortoli, ancora con Michela Tonon, si avvicina Dalla Santa, si stacca però in area di rigore anche dal Ben, che infatti viene servita. Prova a mantenere il controllo della sfera ancora a cavallo dell'out, poi Roncato, colpisce però Tommasella, sgomitano ancora le 2 giocatrici, poi anche Trevisiola a dare una mano, allontana su Villa, nella zona di Karin Mantoani, che prova a fare una sponda ma non trova assistenza all'indietro, bravissima però Giulia Trevisiola a rubare il tempo a Vivian, pallone in profondità per Mantoani, in anticipo Pinel, c'era comunque ancora segnalazione di offside, gioco che però prosegue su segnalazione del direttore di gara. Allora siamo già sulla fascia destra dell'attacco veneziano col tocco di Zuanti per Dalben che attende assistenza, poi va in orizzontale ancora da Vivian, più accentrata rispetto alla propria mattonella di competenza, cerca lancio in profondità, attenta Carlotta Martinez, poi Tonona all'indietro ancora per Vivian pesca scatto filtrante di Roncato, su di lei Mastino, Gaia Sovilla, poi in qualche modo la sfera arriva comunque a Zuanti, tocca all'indietro, ora quasi una partita a scacchi tra l'attacco veneziano e la difesa vittoriese. Sponda di Zuanti per Dalben che prova a saltare Martinez, ancora una volta le dice di no, però il numero 15 rossoblù, classe 2002, una delle uniche 2 effettive della formazione di mister Massimo Zoni a non aver saltato un minuto, l'altra è il totem Laura Tommasella. Mantuani all'indietro per Tomasi, ora prova a respirare la formazione di casa con questo scambio al piccolo trotto tra Tomasi e Tommasella. Ancora Tommasella, pallone per Gava, per Zilli che non può arrivare, che in questo caso pallone servito non con sufficiente precisione per poter innescare la corsa degli esterni. Diciamo che il Permac in questa prima mezz'ora ormai ha avuto difficoltà soprattutto a imporsi esternamente, con Zilli e Cimarosti guardate a vista da Tonon, da Vivian, anche più che da Tonon, perché Vivian è il terzino di ruolo, dall'altra parte Capitan Bellemo, spesso in anticipo su Cimarosti. Anche centralmente però sicuramente buonissima la prova fino a questo momento delle ospiti. Intanto Pinel dialoga con Vivian, ancora scambio con Roncato, palla non semplice ma riesce in qualche modo a controllarla la difesa arancione-verde, che poi si complica un po' la vita. Allora Grossi deve ripartire ancora da Pinel sperando in una costruzione migliore in questa fase. Pallone aperto sulla sinistra, Furlan con esperienza evita l'intervento di Zuanti, Dalla Santa, questa volta Gava che poi chiede anche una deviazione che però non c'è. Allora Venezia che prova a salire questa volta sfondando sul fronte opposto. Vediamo se c'è qualche novità nel frattempo dagli altri campi, con abbiamo detto l'Unterland che si è imposto nell'anticipo di ieri sera 1-0 sul campo dell'Oristano. Ci arriva il parziale fino a questo momento solo del Brixen, che è in vantaggio per 2-0 sul Porto Gruaro. Brixen che punta addirittura a chiudere la stagione al secondo posto, in questo momento aggancerebbe il Trento. Stagione davvero ottima per una squadra tra le più giovani di questo campionato. Attenzione Dalla Santa qui con grande esperienza, riesce a recuperare un pallone in mezzo a nulla, Dalla Santa colpisce la base del palo, non è finita, Marangon, Gava in qualche modo, anzi si trattava di Tomasi, Gava poi allontana in calcio d'angolo. Qui Dalla Santa ha dimostrato di essere davvero una giocatrice di grande esperienza, perché ha recuperato una palla che sembrava morta, sembrava spenta in quella zona del campo, ed ha esploso un destro in diagonale imparabile per Bonassi. La base del palo tiene in vita le Tose alla mezz'ora di gioco. Poi è stata bravissima Giada Tomasi, perché il tap-in di Marangon sembrava implacabilmente destinato alle spalle di Alice Bonassi. Che rischio qui però ancora per le Tose, che devono stringere i denti ancora di più. Già da ora ancora in mezzo, pallone nella zona di Tonon e Marangon, poi Zuanti prova a difenderlo, possibilità ancora di cross in area di rigore, questa volta si spegne sul fondo il tentativo di Roncato, e qui Venezia davvero a un passo dal punto del 3-0.
Formazione veneziana che sta legittimando il proprio vantaggio che qui rischiava di farsi ancora più consistente, ancora più concreto. Elisa Dalla Santa davvero una giocatrice di categoria superiore, ma non lo diciamo noi, lo dice il curriculum, lo dice il rendimento stagionale e lo sta dimostrando anche quest'oggi. Anche la stagione dell'Unterland Damen senza di lei è cambiata, qui prova col mancino, pallone largo questa volta, assoli sempre molto pericolosi. Abbiamo visto in questa stagione diverse giocatrici che davvero sono in grado di cambiare da sole il volto di un'intera squadra. La mente va al match di 2 domeniche fa contro l'Oristano qui al Barison, anzi di 3 domeniche fa per la precisione, con in quell'occasione Maura Mattana che ha messo lo zampino sul addirittura 70% dei gol dell'Oristano. Qui attenzione a Tomasella in ritardo su Tonon, rischia forse anche il giallo. L'arbitro però non sembra intenzionato, poi ovviamente grande fair play per una protagonista indimenticata e indimenticabile della storia rossoblù, che sta disputando davvero un'ottima partita. Qui l'abbraccio anche con Laura Tomasella. Calcio di punizione allora per il Venezia, siamo circa ai 30 metri, posizione defilata sulla sinistra, andrà invece col destro Gloria Roncato a cercare di disegnare un traversone interessante. Salgono ancora una volta Tonone e anche Bellemo, pallone in area di rigore, proprio a cercare Bellemo che va in anticipo e trova la rete del 3-0, ma il gol è stato annullato, segnalazione di offside da parte del collaboratore del direttore di gara. Ovviamente non abbiamo la possibilità di vedere il replay, ci fidiamo in questo caso della segnalazione, ma in questo caso dobbiamo dire Bellemo aveva apparentemente preso il tempo bene, però evidentemente fin troppo bene sul calcio di punizione di Roncato. Si rimane sul 2-0, anche se il Venezia lo ha sperato anche poc'anzi con Dalla Santa. Allora le Tose provano a reagire, Trevisiol, pallone però troppo in avanti per Zilli, meccanismi che devono essere sicuramente oliati. Ricordiamo che questa è una coppia d'attacco totalmente inedita, quella composta da Karin Mantovani e Giulia Trevisiol. Nello scorso match sul campo delle Torri la doppia squalifica di Elena Govetto, che anche quest'oggi non può essere della partita, e proprio di Giulia Trevisiol avevano in qualche modo costretto mister Massimo Zoni a schierare la coppia Mantovani-Sovilla, Sovilla che quest'oggi è stata arretrata nel ruolo di playmaker accanto a Laura Tomasella, peraltro non inedito in stagione. Ma attenzione ancora Dalla Santa, duello con Gava, ancora Dalla Santa, prova a dribblare anche Tomasi, c'è spazio, pensa alla conclusione, c'è anche Tonon, va col mancino Dalla Santa, palla alta, ancora tentativo interessante della numero 8, è una classe 1994 Elisa Dalla Santa. Tra poco ricorderemo anche il suo curriculum a tutto tondo. Abbiamo detto sì, Unterland Damen, ma non solo, in questa carriera già molto molto interessante. Peraltro avevamo fatto riferimento anche al fatto che l'Unterland Damen quest'anno, senza quella che è stata la sua giocatrice più rappresentativa e sicuramente più dotata, ha dovuto, diciamo, abbassare il rendimento dalle posizioni di testa degli scorsi campionati. Quest'anno una stagione più a metà classifica. Zuanti qui prova a strappare il pallone, Martinis bene in anticipo, poi Trevisiol a spazio, vede Mantovani, la serve in profondità, pallone sporcato da Vivian, ma attenzione, c'è l'uscita di Pinel che è brava a tenere la sfera tra le mani. Per il momento anche la componente meteorologica è un fattore che sta aiutando un pochino il Venezia, lo diciamo perché il Venezia è una squadra che, come state vedendo anche voi, tende a giocare con questi palloni filtranti, è una squadra molto tecnica, quindi su un campo grande e in ottime condizioni come il Barison sicuramente esprime tutta la propria capacità. Attenzione però ancora a Trevisiol che pensa alla conclusione e prova col destro, tentativo interessante, coraggioso, ma che non inquadra lo specchio della porta di Pinel. Dicevamo che il Venezia sicuramente si trova molto bene su questi campi che permettono tutta la massima espressione di qualità e velocità, in un campo un po' più rallentato come era quello che si prefigurava questo pomeriggio, quello che doveva essere il diluvio atteso qui a Vittorio Veneto, che per il momento non si sta materializzando. Sicuramente il Permac sta avendo qualche difficoltà in più a contrastare quelle che sono le migliori protagoniste. Nel frattempo pallone per Tonon, su di lei c'è Tomasi, Michela Tonon prova a penetrare comunque sul fronte offensivo, poi Martinis, brava, trova anche la deviazione di Marangon, rimessa laterale allora a favore delle rossoblù.
Chiudiamo il nostro piccolo excursus su Elisa Dalla Santa dicendo che è stata protagonista di 19 gol nelle ultime 2 stagioni con l'Unterland e col Bassano ha realizzato anche 20 reti nel campionato 2017-2018. 20 peraltro le reti realizzate anche nel campionato 15-16 con la maglia del Trento Clarenzia, dunque giocatrice che ha già alle spalle una carriera ricca di gol. Ci sono segnalati ben 90 gol ufficiali in 6 anni. Nel frattempo Dal Ben mette ordine, siamo al 36esimo minuto, Venezia sempre in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Michela Tonon e di Anna Marangon nel primo quarto d'ora di match. Venezia che ha sfiorato poi ripetutamente il punto del 3-0 soprattutto col palo di Dalla Santa. Attenzione ancora a Tonon che alza la testa, vede Marangon, cerca invece il secondo palo Zuanti, pallone lungo, lo difende però la numero 7 che va a duello con Monica Furlan, prova un gioco di gambe, poi vede Dal Ben in area di rigore, Dal Ben spalle alla porta, ancora per Zuanti che pensa al cross, pallone a campanile, cerca la direzione Dalla Santa, ci prova anche Tononi, in anticipo Tomasi, poi Cimarosti che ha un po' di campo, può provare ad andare allora su di lei con un grande scatto Dalla Santa, poi pallone che rimane lì, smorzato ma Roncato riesce a evitare anche Sovilla, allora attenzione perché c'è campo, Roncato può pensare alla conclusione, invece vede lo scatto di Zuanti e c'è l'intervento decisivo di Carlotta Martinis e questo è davvero un grande intervento con grande scelta di tempo, ha tolto dai piedi di Alice Zuanti un pallone che sarebbe diventato sostanzialmente un match ball, uno smash tennisticamente parlando, a tu per tu con Alice Bonassi. Carlotta Martinis che dopo il piccolo errore in occasione della rete del 2-0 è cresciuta davvero tantissimo col passare dei minuti ed è stata protagonista di interventi decisivi per evitare il peggio. Quarto corner del match per il Venezia, Dalla Santa questa volta al centro, a cercare ancora Michela Tonon che ha trovato l'impatto con la sfera, non a sufficienza però per impensierire Bonassi, ma una spina nel fianco autentica. La numero 33 vittoriese di nascita ovviamente, e veneziana di importazione. Venezia che ora sembra in grado nuovamente di gestire il pallone. Ricordiamo che il Permac ha avuto occasioni da fuori con Tomasella e con Trevisiol, ma per il momento non ha creato sufficiente ansia, sufficienti timori alla porta di Pinel. Qui Trevisiol ha un buono spunto, prova ad andare via allora su Vivian, cross in area di rigore, il colpo di testa di Sabadin con Mantoani in agguato che si era proposta sul secondo palo. Roncato allora, prova il lancio in avanti, a cercare lo scatto di Zuanti, posizione regolare, Zuanti in vantaggio su Furlan, ancora Zuanti, c'è anche Bonassi ma il pallone termina fuori incredibilmente. Qui errore di Alice Zuanti, Permac che rimane vivo anche questa volta, speriamo sia di buon auspicio ovviamente per quanto ci riguarda, perché dopo il palo sfortunato di Dalla Santa qui Zuanti poteva sicuramente fare meglio, è stata brava a rubare il tempo a Monica Furlan, ma a tu per tu con Bonassi ha calciato largo e allora Permac che rimane in qualche modo vivo. Attenzione però al pallone recuperato subito e servito ancora per Zuanti, questa volta Monica Furlan in anticipo, pallone in qualche modo all'indietro per Bonassi che lo rilancia, Dal Ben però è in vantaggio e lo riconquista. Ora Tose che quasi in apnea devono provare nuovamente a difendersi, pallone ancora servito in profondità, la chiama Bonassi a contrasto con Dalla Santa, poi c'è il fallo fischiato a favore del portiere rossoblù, impatto che ci è sembrato abbastanza forte dal vivo, assolutamente fortuito. L'arbitro ha ravvisato una carica sul portiere da parte della numero 8, allora entrano in campo i soccorsi e vediamo se mister Massimo Zoni ne approfitta anche per dare qualche indicazione tattica alle sue ragazze. È mancato qualcosa sicuramente nella costruzione offensiva, è mancata un po' di alchimia nello scambio epistolar tattico tra Karin Mantoani e Giulia Trevisiol, che ripetiamo sono una coppia inedita. Capitano rossoblù che peraltro quest'anno ha avuto, oltre a diversi problemi fisici, ha sofferto anche di recente di notevoli fastidi alla schiena che l'hanno costretta anche a chiedere il cambio nelle ultime 2 partite, ma davvero è stata capace di ricoprire praticamente tutti i ruoli. KM28, a eccezione del portiere, quest'anno li ha occupati veramente tutti, perché anche da difensore centrale in alcuni sprazzi, da esterno di difesa, da esterno di centrocampo, in alcuni momenti anche da interno di centrocampo, e poi da punta come quest'oggi.
e la duttilità, lo abbiamo sempre detto, è un grande pregio di questa squadra, perché non è sicuramente una dote comune avere così tante giocatrici che sono capaci di fare tanti ruoli diversi e non solo per necessità. Come Gaia Sovilla, che a centrocampo può sicuramente ispirare la manovra accanto all'imprescindibile Laura Tomasella. Pallone per Zilli, al limite della rigore per Trevisiol, che lo difende per Mantoani. Mantoani vede il taglio di Cimarosti in area di rigore, pallone però ancora irraggiungibile, questa volta per la numero 7. Ora Deborah Zilli sulla fascia mancina, vediamo se è una indicazione momentanea oppure se c'è stata la vera e propria inversione di fascia, con peraltro due giocatrici mancine, come appunto Silvia Cimarosti e Deborah Zilli. Dunque vedremo se questa intercambiabilità a livello di esterni offensivi può significare qualcosa di importante anche nella ripresa. Qui Bonassi, pallone rilanciato però irraggiungibile per Cimarosti. C'è un po' di movimento anche su entrambe le panchine a bordo campo, vediamo che si scalda nel Venezia Chiara Tasso, mentre Arianna Fattorell e Dalila Canzi sono le protagoniste sulla panchina rossoblù. Tomasi, pallone poi rilanciato in avanti per lo scatto, pallone però irraggiungibile per Zuanti. Allora Furlan all'indietro per Bonassi. Tomasi per Martinis. Martinis ha un po' di campo, pensa al lancio, lo effettua ora col destro per Trevisiol. Vivian in anticipo, prova lo scatto però con grande coraggio Trevisiol. Qui l'esperienza di Giorgia Vivian, esperienza pur essendo una classe 2001, c'è anche da dire che Trevisiol è una 2003, quindi duello tra quelle che vengono erroneamente definite millennials. La definizione più corretta sarebbe post millennials o generazione Z. Sabadin, lanci in avanti per Zuanti, il tocco di Furlan che però in qualche modo favorisce Zuanti, che prova anche la conclusione. Qui poteva forse controllare meglio questo pallone Alice Zuanti, non precisissima nella fase finale, ha graziato Bonassi un paio di minuti fa. Qui anche forse troppo precipitosa, perché quel pallone sporco poteva essere controllato meglio. Qui è evidente la trattenuta da parte di Marta Grossi. Questo era, a mio modesto giudizio, un cartellino giallo. Si è allungata visibilmente la maglia di Karin Mantoani. Calcio di punizione, vediamo se dal destro di Tomasella, che però va col mancino corto, può nascere qualcosa. Qui Tomasi, sfondamento su Tonon, alla meglio la numero 5 di casa, che poi prova ad andare al cross, interviene Vivian, le sporca il pallone, calcio d'angolo, secondo corner del match. Ha guadagnato diversi metri in fase offensiva il Permac in questa fase, ancora però poco concreta sotto porta la formazione rossoblù. Vediamo questo corner, siamo all'interno degli ultimi 2 minuti di gioco, col Venezia sempre in vantaggio per 2-0. Col destro Karin Mantoani, pallone che ricade centralmente ancora una volta con grande scelta di tempo e grande puntualità e precisione. Alice Pinel blocca il pallone, togliendolo di fatto dalla testa di Giada Tomasi, e predica calma alle proprie compagne di squadra. 43:38 sul cronometro. Qui pallone perso però da Dalben. Allora Deborah Zilli, che possiamo dirlo è ufficialmente dirottata a sinistra, va alla rimessa laterale a cercare Trevisiol. Pallone sporcato ancora da Dalben, poi Bellemo, poi Dalben. Zuanti sterza e vede lo scatto di Dalben, il pallone però rimane lì. Allora Sovilla all'indietro per Tomasella, che pensa al lancio, invece attende l'arrivo anche di Silvia Cimarosti. Tocco di prima per Tomasella, subito marcatissima però da Dalben. Allora Carlotta Martinis, da ultimo uomo, si stacca e viene in avanti. Tomasi prova a far sfilare la sfera, solito duello con Tonon che non regala centimetri, però in questo caso non trova la deviazione da parte della propria avversaria, poi lamenta un tocco sul piede d'appoggio. Rimessa laterale in zona offensiva allora per il Permac, che prova a chiudere in avanti. Mantoani difende la sfera, pensa allo scambio con Tomasi, effettuato, può andare al cross Karin Mantoani, pallone al centro, c'è l'anticipo di Sabadin, poi Tomasella ha provato forse anche il tiro alle spalle, però è stata sbilanciata da Roncato. Nel frattempo dolorante Michela Tonone. Allora ci sarà spazio sicuramente per almeno un minuto di recupero, se non 2. Vediamo la segnalazione che arriva da bordo campo. Infatti sono proprio 120 i secondi di extra time che chiuderanno questa prima frazione di gioco, col Venezia che, dobbiamo dire, sta meritando il doppio vantaggio,
ha espresso tutta la propria qualità, con le reti di Michela Tonon al quinto minuto, di Marangon al 13°, poi il palo colpito da Dalla Santa a metà frazione e un paio di occasioni nitide fallite da Zuanti, che avrebbero potuto rendere ancora più corposo il bottino. Al Permac manca un po' di fluidità in avanti, manca soprattutto la conclusione nello specchio della porta, ma confidiamo che dall'intervallo, dal brainstorming dello spogliatoio, possano emergere aneliti di coraggio per questa formazione, che deve sicuramente tirare fuori tutto l'orgoglio nella ripresa in questo che è prima di tutto un derby molto sentito, forse ancora di più dalle ragazze ospiti, perché abbiamo detto tante giocatrici del Fumarcon, possiamo dire così, sono rimaste poi nell'avventura sotto la società del Venezia Football Club. Per quanto riguarda invece il Permac, le superstiti di quella lotta di fatto sono Laura Tomasella e Karin Mantoani, oltre a Monica Furlan per quanto riguarda gli anni di A e B. Questa volta suggerimento in avanti si perde, effettuato da Giada Tomasi. Una trentina di secondi alla fine di questo primo tempo del match valido per la 19ª giornata del girone B di Serie C. Match della sesta giornata di ritorno, che inaugura di fatto il lungo rush finale che porterà questo campionato a concludersi il 20 di giugno. Sono 8 domeniche, 7 ovviamente oltre a questa, con altrettante partite di fila, dunque una lunga corsa. Frattempo intervento su Tomasella, ma non viene comato il fallo, bensì la conclusione della prima frazione di gioco. Finisce dunque il primo tempo qui allo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto, con la Venezia avanti per 2-0 grazie alle reti di Tonon e Marangon. Venezia che ha colpito un palo con Dalla Santa, che ha avuto anche con Zuanti 2 volte la palla del triplo vantaggio. Tose che ci hanno provato con Trevisiola e Tomasella, ma non hanno inquadrato lo specchio della porta di Pinel. Partita dura, ma dalla quale ci aspettiamo ancora spettacolo e soprattutto una convincente reazione delle Tose nella seconda frazione di gioco. Noi restituiamo la linea per il momento alla regia di Federico Campodall'Orto e ci ritroviamo tra poco per il secondo tempo di questo match.
Eccoci tornati allora dallo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto, pronti per il secondo tempo di questo derby della 19ª giornata del girone B di Serie C, partita che si è conclusa col doppio vantaggio delle ospiti arancio-nero-verdi nel primo tempo, con le reti nel primo quarto d'ora di Michela Tonon e di Anna Marangon. C'è un cambio a quanto pare nella formazione ospite, perché si appresta a entrare sul terreno di gioco la numero 16, Chiara Tasso, è una classe 2002 di cui si parla davvero un gran bene, ed entra al posto della 2001 Giorgia Vivian. Dunque un cambio tra giocatrici molto giovani, vedremo su quale mattonella si andrà a piazzare. La new entry della formazione di mister De Bortoli, squadra che ha meritato, dobbiamo dirlo, il doppio vantaggio all'interno dei primi 45 minuti. Tose che devono reagire, lo faranno con le stesse effettive in apertura di ripresa. Tra un attimo rivedremo le formazioni, mentre il direttore di gara, il signor Benevelli di Modena, si consulta con i propri assistenti Moraitis di Treviso e Condrut di Castelfranco Veneto. Sarà il Venezia a battere questo calcio d'inizio del secondo tempo, attaccando da sinistra a destra rispetto al nostro punto di osservazione in maglia arancio-nero-verde con pantaloncini neri e calzettoni arancio-nero-verdi, Permac con la maglia bianca con strisce verticali rosso-blu, pantaloncini e calzettoni rossi. Andiamo a vedere allora le formazioni che affronteranno questi secondi 45 minuti, partendo dalle ospiti con, in ordine progressivo numerico, il portiere Pinel, poi Grossi, Sabadin, Zuanti, Dalla Santa, Marangon, Roncato, Tasso, Bellemo, Dalben e Tonon. Permac che risponde con un 4-4-2 con Alice Bonassi tra i pali, difesa con Gava Furlan esterni, Martinis e Tomasi sono le due centrali, a centrocampo gli interni Tomasella e Sovilla e gli esterni Cimarosti e Zilli. Le due punte sono Capitan Mantoani e Trevisiol. Questo il modulo che abbiamo visto nella prima frazione. Vedremo anche se dal punto di vista tattico ci saranno delle novità. Abbiamo visto un'inversione di fascia tra Cimarosti e Zilli, proprio Cimarosti qui va all'attacco di Pinel su questo pallone appena corto da parte di Bellemo. Dicevamo, la presenza di due esterni di centrocampo mancini permette sicuramente a mister Massimo Azzoni di poter invertirli e ruotarli liberamente da una parte e dall'altra, quindi vedremo se anche da questa mossa tattica potrebbe scaturire una reazione del rossoblù, con Deborah Zilli che è il secondo miglior marcatore della squadra alle spalle di Capitan Karin Mantoani. Nel primo tempo abbiamo visto poi, in tema di esterni, tutta la qualità di Elisa Dalla Santa. Ancora anticipo intanto di Pinel su Zilli. Dalla Santa che non ha trovato il gol, ma è stata anche sfortunata perché il palo ha impedito al suo diagonale di infilarsi alle spalle di Alice Bonassi. Miglior fortuna invece per Michela Tonone e Anna Marangoni in occasione delle due reti, e poi un paio di errori di Alice Zuanti che tengono vivo questo secondo tempo, dove sicuramente però le tose devono cominciare a spaventare molto più da vicino Alice Pinel. Calcio di punizione, qui comandato dal direttore di gara per il fallo di Silvia Cimarosti ai danni di Iole Dalben. Punizione allora affidata a Capitan Bellemo, che può far salire la squadra. Andrà con il destro in profondità, colpo di testa in anticipo però di Monica Furlan, che torna nella disponibilità di Bellemo, che prova a contattarsi la rimessa laterale, ma deve trovare anche la deviazione di Silvia Cimarosti, che si era lanciata con grande aggressività all'inseguimento della sfera. Ricordiamo anche le giocatrici a disposizione da una parte e dall'altra, perché il Venezia, che ha già effettuato, ripetiamo, in questo inizio del secondo tempo, il primo cambio con l'ingresso di Tasso al posto di Vivian, può contare anche su la numero 6 Benedetta Bortolato, sulla numero 11 Alice Guizzonato, sul portiere di riserva, nonché altro ex di questa partita, Gloria Cazzaro. Panchina poi ci sono anche Asia Prosdocimo col 19, Aurora Tombri col 20 e Agata Isabella Centasso con il 90. Permac invece che può contare su due portieri, con Chiara Daronc e Marta Facchin. Seguiamo però questa azione con Zuanti che pensa alla conclusione, trova un grandissimo gol e qui si riscatta davvero integralmente dopo gli errori del primo tempo. Esplode un destro magico che si infila all'incrocio dei pali e quindi il Venezia subito in apertura di ripresa fa 3-0, alza la voce, imprime il suo marchio di fabbrica con tutta la gioia di Alice Zuanti, che davvero ha trovato una rete magnifica. Nulla ha potuto fare Alice Bonassi per impedire al pallone di infilarsi in rete. 3-0 dunque per le ospiti,
che subito avevamo detto che il Permac è una squadra che segna molto solitamente tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa. In questo caso invece la statistica è tutta a favore del Venezia, che ha segnato 2 gol nel primo quarto d'ora e ora, dopo appena 3 minuti, ha trovato la rete del 3-0. Ora provano a reagire però con grande orgoglio le Tose, la conclusione di Tomasella, una rasoiata a pelo d'erba che però non trova sufficiente potenza e precisione verso la porta di Pinel. Vedremo dunque se anche dalla panchina potranno crearsi le condizioni della reazione rossoblù dal punto di vista del punteggio, oltre che del carattere. A disposizione abbiamo detto ci sono Daron e Facchin, che sono i 2 portieri, poi Luna Daros, Arianna Cartelli, Dalila Canzi, Sofia Bigaran, Alessia Gallina e Carlotta Modolo. Panchina come al solito abbastanza corta perché tra infortuni e anche la squalifica di Elena Govetto mancano delle armi molto importanti alla squadra di casa per poter provare a reagire. Qui calcio d'angolo conquistato caparbiamente da Silvia Cimarosti sull'intervento di scivolata di Edvige Bellemo. E allora Karin Mantoani, vediamo se il Permac trova un episodio, un lampo per cercare subito di riaprire la contesa in questo inizio di ripresa dopo che Zuanti 3 minuti fa ha portato le ospiti sul 3-0. Pallone di rigore, cerca lo stacco Tomasi, poi allontana proprio Zuanti, pallone a campanile nella zona di Marangon che prova un aggancio difficile, francobollata molto bene da Monica Furlan. Tomasella all'indietro per Bonassi, praticamente da stopper in questa fase. Tomasella alza la testa, prova un lancio in profondità, cerca proprio Karin Mantoani che però rientrava dal fuorigioco. Si era infilata in mezzo a Sabadin e Bellemo. Si è alzata però subito la bandierina. Nel frattempo vediamo che c'è un dialogo tra il direttore di gara e il direttore sportivo Matteo Fattarello, il direttore di gara che aveva dimenticato i cartellini in spogliatoio. Questo è qualcosa di curioso. Non li ha mai stati nel primo tempo, ma attenzione però ancora in avanti. Proprio Tasso, l'hanno inventata Tasso, Bonassi, attenzione, la palla rimane lì, Marangon sbaglia tutto. E qui il Venezia ha un passo addirittura dal 4-0, ma subito Chiara Tasso è entrata e si è fatta largo nella retroguardia rossoblù. Brava Alice Bonassi a dirle di no, poi poteva sicuramente fare meglio Anna Marangon. Per fortuna delle Tose il Venezia ha sulla coscienza almeno 3 nitide palle gol tra il primo tempo e l'inizio di questa ripresa, però non smette di colpire. Ancora Dalla Santa, prova la conclusione, palla che colpisce una selva di gambe rossoblù e deve essere gestita da Bonassi. Ora è importante davvero tenere il più possibile la prua dritta, perché la qualità del Venezia è indiscutibile ed è emersa in tutta la sua prepotenza. Sono 9 i punti di vantaggio della formazione lagunare, ma abbiamo detto questo è un derby e come tutti i derby è una partita a sé, senza contare sicuramente l'amaro in bocca, la grande rabbia con cui la formazione di De Bortoli è uscita dalla gara d'andata, quel 3-3 che è rimasto davvero per tanto tempo nelle menti, nei pensieri della squadra veneziana, che ripetiamo probabilmente da quella partita lì ha avuto qualche tentennamento poi anche nelle gare successive. Sicuramente non può essere contenta della sua stagione, al di là poi della prestazione di quest'oggi, non può essere contenta nella misura in cui l'obiettivo dichiarato all'inizio stagione era la promozione in Serie B. Certo, al di là della gara d'andata del 3-3 tra Venezia e Permac, il Cortefranca si è dimostrato davvero una squadra di un altro livello e dunque meritatamente sta galoppando verso la conquista della Serie B. Cortefranca che quest'oggi riposa, mentre il Trento e il Brixen, che sono le prime inseguitrici, sono impegnate rispettivamente sul campo delle Torri e in casa col Portogruaro. Ora Permac in avanti con Sovilla, spazio per la conclusione, pallone che però viene in qualche modo lisciato, poi allontana ancora la difesa veneziana. Ora chiaramente più sbilanciata la formazione rosso-blu. Gava, retropassaggio per Bonassi, come sempre Dalla Santa a ringhiare, pallone in avanti che danza sulla tre quarti, poi Dal Ben riesce a anticipare Trevisiol e si riparte nuovamente da Alice Pinel. Brixen che sta vincendo 4-0 contro il Portogruaro, notizia per chi segue il campionato di Serie C a tutto tondo, ovviamente per quanto riguarda questo girone B. Brixen che in questo momento aggancerebbe proprio il Trento al secondo posto, con 7 punti di ritardo dal Cortefranca, ma sia Trento che Brixen hanno una gara in più. Non ci arrivano novità dal match tra
le Torri e il Trento tra fanalino di coda, la seconda in classifica. Qui lotta ancora tra Cimarosti e Sabbadin, fallo, Cimarosti però si lamenta e forse qui anche per proteste prende questo cartellino giallo, che è il primo del match, dell'intero match, ovviamente contro il rossoblù. Un po' di nervosismo, chiaramente anche la frustrazione diventa un elemento da tenere a bada in questa fase. C'è il primo cambio però anche nelle rossoblù, perché entra Carlotta Modolo con la maglia numero 92, abbandona il terreno di gioco Deborah Zilli, tutto questo quando siamo nel corso del 10° della ripresa. Deborah Zilli che è stata guardata a vista e ha avuto poche possibilità per cercare di innescarsi, per accendere tutta la grande atleticità che è la sua caratteristica principale nel contesto di una stagione assolutamente memorabile per lei, al di là dei 6 gol, ripetiamo, alla seconda stagione da calciatrice, sempre grande grinta, grande voglia, grande caparbietà da parte della numero 99. Ora vediamo come si risistemerà il Permac, lancio però in avanti di Tomasella per Mantoani, Pinelli in anticipo di testa, poi scontro tra il capitano rossoblù e Monica Furlan. C'era fuorigioco di rientro però dall'altra parte di Tasso, che poco fa ha impegnato Alice Bonassi, poi sulla respinta il tapin di Marangone terminato incredibilmente largo. Ancora il Permac che ci prova con questi lanci in profondità, ancora una volta però in anticipo Alice Pinel. Con l'ingresso di Carlotta Modolo sicuramente assistiamo a una formazione ridisegnata, perché Carlotta Modolo è un interno di centrocampo, ha giocato sì anche da difensore centrale in diverse occasioni in questa stagione, ma il suo ruolo naturale è al centro del campo, dunque sarà lei a coadiuvare Laura Tomasella, con Gaia Sovilla spostata sull'esterno. Nel frattempo Mantoani, duello con la numero 3 Grossi, pallone al centro, sfila davanti a Trevisiol, protetta da Sabbadin, poi Pinel può gestire con tutta calma la sfera. Permac deve assolutamente creare qualche pericolo in più, deve dare l'idea di poter minacciare il regno sinora intonso di Alice Pinel, che ricordiamo è imbattuta da 3 partite e mezzo, visto il primo tempo anche di quest'oggi, dunque da 315 minuti circa il Venezia non subisce gol, oltre a aver realizzato 2 goleade contro Isera e Oristano e un successo rotondo e indiscutibile contro le Torri. Attenzione Dalben sulla destra, Dalben a duello con Furlan, cerca il gioco di gambe, ancora Dalben in orizzontale per Dalla Santa, rimorchio qui, corpo all'indietro, pallone che termina nella stratosfera da parte della numero 8, cliente anche lei sempre generosa e propositiva, capocannoniere dell'intero campionato. Quest'oggi guadagna posizione anche Zuanti col 13° gol in stagione trovato al 3° minuto della ripresa, dopo le marcature di Tonone e Marangone nel primo tempo. Questi sono gli episodi, le reti che segnano il dominio nel punteggio e anche nel gioco, dobbiamo dire, del Venezia qui a Vittorio Veneto. Pallone aperto sulla destra per Tomasi in posizione offensiva, in anticipo su Tomasi, rimessa laterale per la formazione rossoblù che può salire al piccolo trotto. Tomasi per Mantoani, qualche modo riesce ad arrivare sul pallone, forse anche toccata da dietro, poi ancora Tomasi che prova a saltare qui Zuanti, a mettere il cross al centro, trova la schiena di Michela Tonon, calcio d'angolo. Allora il Permac prova ancora una volta a affidarsi agli episodi, alle palle da fermo, che spesso e volentieri sono state la chiave di volta di questa formazione. Allora ancora una volta salgono le più accreditate protagoniste dell'area di rigore in queste circostanze. Anche Carlotta Gava al limite si spinge in avanti, solo 3 giocatrici fuori dall'area di rigore, pallone al centro, la sponda di Sovilla, anticipata Trevisiol al limite dell'area piccola, poi Modolo tocca il suo primo pallone, all'inizio per Martinis, lancio in avanti, stava però salendo tutto l'attacco rosso-blu anche per evitare la trappola del fuorigioco, e allora Alice Pinel deve difendersi semplicemente dal bacino di pressing di Giulia Trevisiol. Sicuramente devono scuotersi sotto l'aspetto caratteriale le Tose per cercare di cambiare una partita che altrimenti potrebbe volgere verso un copione sin troppo delineato, anche se mancano ancora tantissimi minuti, mancano oltre 30 più recupero
di questo match della 19ª giornata del Girone B di Serie C. Qui corto il triangolo tra Tomasi e Modolo, allora pallone per Dalla Santa, duello con Gava, ancora Dalla Santa, prova di fisicità in area di rigore a entrare, alla palla sul mancino, Dalla Santa, palo, e questa volta la sfera però termina in rete e il Venezia fa 4-0 con l'esultanza a cuoricino di Elisa Dalla Santa, che nel primo tempo ha graziato Bonassi, o meglio il palo le ha negato la gioia della rete e ha graziato il Vittorio Veneto, ma questa volta lo stesso montante, la base della porta rossoblù alla sinistra del portiere friulano, ha accompagnato, è stato il tramite per la rete del 4-0. E ora attenzione, perché le Tose devono ancora più rialzare la testa per evitare un punteggio che potrebbe farsi indiscutibilmente pesante. Lo è certamente già ora, ma mancano tanti minuti. È necessario, doveroso che sia l'orgoglio ora ad arrivare dove in certi momenti non arriva la costruzione dell'azione. Trevisiola anticipata, dall'altra parte sicuramente il Venezia sulle ali dell'entusiasmo ora può addirittura trasformare questa partita a Vittorio Veneto in un highlight fondamentale della propria storia. Ricordiamo che su questo terreno, anche nell'anno di Serie B, nei confronti col Marcon, il Permac ha colto risultati molto importanti. Sicuramente quando si parla, ripeto, di questa partita, la mente va allo scontro del maggio 2015 allo stadio Nero Rocco di Marcon, quello 0-0 con cui le Tose, allenate da Sergio Fattorel, conquistarono la loro storica promozione in Serie A, trascinate anche da un pubblico entusiasta e molto numeroso arrivato da Vittorio Veneto. Marangon, ora attenzione, ancora prova a entrare in area di rigore, duello con Martinis, Marangon prova col destro, conclusione con la mano di richiamo, Bonassi la mette in calcio d'angolo. Non era semplice questo intervento, anche Marangon è molto calda in tema ovviamente di caviglie, di conclusioni. Qui è esploso praticamente da fermo un destro a giro, intervento non semplice per Alice Bonassi. Calcio d'angolo per Chiara Tasso, che va a pallone però basso, troppo, allora c'è in anticipo Cimarosti, che tocca per Monica Furlan. Monica Furlan in avanti per Trevisiola, salgono velocissime Mantoani e Sovilla. Qui intervento tattico da parte di Grossi che impedisce il contropiede da parte delle padrone di casa. Allora calcio di punizione con Martinis, Gava, qui però serve Tasso in anticipo su Furlan, è entrata molto bene Chiara Tasso, indiscutibilmente primo cambio del Venezia e dell'intero match proprio in apertura di ripresa. Qui Martinis in anticipo su Marangon, Tomasella poi alleggerisce per Alice Bonassi. Punteggio sicuramente pesante per la formazione rossoblù, che deve provare a spezzare questo momento integralmente a favore delle veneziane. Qui Tasso ancora una volta prova a sfuggire, poi il tocco per Dalla Santa che è in vantaggio su Gava, attenzione ancora Dalla Santa, Dalla Santa, Dalla Santa, il palo, ed è il secondo legno del match, incredibile, ancora Elisa Dalla Santa, ed è ancora una volta un piccolo segnale per provare a tenere in vita questa partita quantomeno. Ma certo, ora non ci si può solo basare sulla clemenza della buona sorte, non ci si può solo basare sugli errori altrui davanti alla porta, bisogna cominciare a colpire anche quella di Alice Pinel. Sicuramente un momento di grande sofferenza ora però per le Tose, oltre ai 2 gol presi. La sensazione è che ogni qualvolta il tridente Dalla Santa, Zuanti, Marangon si faccia vedere al limite dell'area di rigore sia da stringere i denti e sospirare. 63 minuti di gioco, vedremo, perché il Venezia non ha la minima intenzione di fermarsi e questo fa parte chiaramente del bello anche del calcio. Talvolta assistiamo a partite dove squadre con largo vantaggio tendono a fare melina, ma non crediamo che sia un bello spot per questo sport. E anche sinonimo di correttezza continuare a giocare per tutti i 90 minuti anche con il punteggio ben poco sbilanciato. Intanto secondo cambio per il Venezia, esce Marangon, un'ottima Anna Marangon a segno nel primo tempo, entra col numero 90 Agata Isabella Centasso. Secondo cambio del match dunque dopo l'ingresso in apertura di ripresa di Tasso, Chiara Tasso al posto di Giorgia Vivian. Dunque irrobustisce il centrocampo mister Alessandro De Bortoli
non è più sicuramente necessario continuare a premere con quello che era un 4-3-3 puro, con il Venezia che ora prova ancora a rendersi pericoloso. Zuanti, su di lei c'è la marcatura ad persona di Martinis. Zuanti però riesce a vincere anche dei rimpalli, poi Dalla Santa prova con l'esterno, pallone che termina sul fondo con Bonassi che aveva raccolto la sfera. Qui il collaboratore del direttore di gara segnala che l'intervento sul pallone però del portiere rossoblu è avvenuto quando la sfera non era ancora completamente uscita dal campo. Non è assolutamente d'accordo il portiere del Permac, quest'oggi in maglia 12. Questo è un calcio d'angolo regalato alla formazione ospite. Dalla bandierina allora Gloria Roncato che chiama lo schema, va con la palla a mezza altezza, cercare una deviazione, l'anticipo da parte di Martinis, poi Bellemo dall'altra parte per Dalben, può pensare al cross, pallone, un centino avanti con lo scavetto. Questa volta stavano rientrando tutte le compagne di squadra e allora si riparte velocemente da Alice Bonassi a cercare Giulia Trevisiol. Su di lei c'è Sabadin, di forza Trevisiol, va via, questa volta c'ha un po' di campo e poi sceglie una soluzione però troppo complicata con Karin Mantoani che aveva provato a lanciarsi in avanti ma il pallone era corto. Ho detto che manca qualcosa nell'alchimia tattica tra le due protagoniste di questo inedito attacco rossoblu. Alchimia che invece è stata sprigionata con grande forza e potenza dalle protagoniste in maglia arancia nero-verde. Pallone all'indietro, nuovamente Pinel, protagonista in questo frangente, ormai funge da playmaker aggiunta di fatto. Sponda di Zuanti, pallone per Tasso, posizione regolare, attenzione allora Tasso, ha tanto campo, può provare ad andare contro Bonassi, Tasso, tu per tu, Tasso, un altro errore qui nella formazione veneziana. Non può essere contentissimo mister De Bortoli perché è vero che il vantaggio è molto ampio, ma questo ricalca un po' la partita d'andata. Sicuramente la situazione è molto diversa perché con 4 gol di vantaggio il Venezia può presentare una certa serenità. Qui intanto Laura Tomasella con esperienza rischia ma si libera bene di Dalla Santa. Dicevamo, per quanto riguarda il cinismo, il Venezia deve sicuramente rivedere qualcosa perché tante, troppe le occasioni fallite. Questo è un bene, ripetiamo, per le ragazze di casa che devono a questo punto evitare di uscire demoralizzate da questo match, anche perché abbiamo detto è solo l'inizio di un lungo rush finale. Il campionato si concluderà con la 26esima giornata il 20 di giugno col match tra Triestina e Vittorio. Ricordiamo anche che però domenica prossima le ragazze di mister Massimo Zoni affronteranno in trasferta il Trento, squadra seconda in classifica, una delle migliori viste fin qui. Tonona, tanto spazio, attenzione ancora da sinistra, prova la conclusione, qui attende un tempo di gioco di troppo, interviene allora Martinis, calcio d'angolo, si scusa poi Michela Tonon con Zuanti che nel frattempo si era proposta per quello che poteva essere un facile piatto, anche mancino, all'altezza del dischetto dell'area di rigore. Calcio d'angolo allora, Elisa Dalla Santa, ancora Michela Tonon però deve essere guardata a vista, ha già inaugurato le marcature in questo pomeriggio, pallone al centro in una selva di avversari, prova a girarsi proprio Tonon, l'arbitro però ha visto qualcosa. Allora, calcio di punizione, già battuto, Permac prova a accelerare i tempi ma deve soprattutto accelerare una fase di riordino a livello mentale. Qui rischia qualcosa Martinis, Dalla Santa, evita ancora Martinis, Dalla Santa in area di rigore, Dalla Santa poi cerca una soluzione difficilissima per Tasso. Tasso in area di rigore può provare ancora a rendere giocabile questo pallone sul secondo palo, lo allontana Modulo ancora nella zona di Roncato, pallone, ora tanta confusione che danza all'interno dell'area di rigore. Roncato, spalle alla porta, 2 giocatrici su di lei, interviene Cimarosti che rischia anche qualcosa su questo intervento, palla allontanata. Qui Dalla Santa stava per diventare ancora ferale su un pallone perso al limite dell'area di rigore. Questo è sicuramente un segnale di grande nervosismo, di poca lucidità da parte delle giocatrici rossoblu. Ancora Tasso, prova addirittura la ruletta, anzi la Veronica, all'interno di quella che era la tre quarti offensiva del Venezia. In anticipo poi la neotrattacentasso su Mantoani, pallone però per Tomasi, allora deve provare a distendersi il Permac che però si alza al piccolo trotto. Modulo apre sulla destra per Giada Tomasi, chiama la palla a Sovilla, servita in profondità, la posizione regolare, Gaia Sovilla può provare ad andare, riesce a evitare anche l'intervento di un avversario, poi duello con Sabadin che con grande esperienza però le strappa il pallone, forse subendo anche fallo, ma si continua. Qui pallone impreciso però per Tonon, Modulo non riesce però a trasformare la sfera
su condizioni, livelli giocabili. Allora ancora una volta Pinel cerca di far ripartire l'azione. Ci vuole un episodio a questo punto, anche approfittare di qualche errore di rilassatezza del Venezia, perché spreca qualche pallone anche in posizione pericolosa la formazione ospite, ma quando arriva davanti c'è sempre un'Elisa Dalla Santa molto pericolosa. Ora allargata sulla destra, arriva a soccorso Zuanti. Dalla Santa qui però non trova la deviazione di Carlotta Gava, allora rimessa laterale, anzi rimessa dal fondo ovviamente, affidata a Alice Bonassi. Dicevamo che a questo punto bisogna trovare un episodio, se non su palla da fermo, provare più spesso la conclusione verso la porta di Pinel, che non è mai stata impegnata, dunque da questo punto di vista non ci possono essere novità sotto il profilo del punteggio. Il tempo ci sarebbe ancora, c'è, perché mancano 20 minuti più recupero, sarebbe un peccato adagiarsi da ora su un risultato negativo di queste proporzioni. Il risultato avrebbe potuto essere ancora più roboante, visti i due legni colpiti da Dalla Santa. Prova a suonare la carica Capitan Mantoani, duello con Grossi, ha bisogno di sostegno da parte delle compagne, l'indietro per Giada Tomasi che alza la testa, pensa al traversone in area di rigore, traversone coraggioso ma poco proficuo per Silvia Cimarosti, che prova sempre più spesso a farsi vedere all'interno degli ultimi 16 metri avversari, ma anche per lei poche possibilità di farsi vedere. Dicevamo che il Venezia sulla propria tre quarti difensiva non è stato impeccabile. Certo, quando sei in vantaggio di 4 gol qualche piccolo errore, qualche sbavatura in fase di postazione ci può stare, ma è da lì, da questi piccoli cadeau della formazione di Mister De Bortoli, che il Permac deve trovare la linfa per abbassare anche l'autostima da parte delle proprie avversarie, che, ripetiamo, sono reduci da 3 risultati utili consecutivi, non prendono gol da tantissimi minuti, ma la partita d'andata l'ha dimostrato, hanno dei punti deboli e su questi piccoli punti deboli deve basarsi la voglia di riscatto, l'orgoglio da parte della formazione di casa. Rimessa laterale in zona offensiva con Monica Furlan per Trevisiol, prova ad andare con la destra Furlan, la chiama Alice Pinel, che da questo punto di vista non ha sbagliato un intervento in uscita, e la fa sua. Nel frattempo si avvicina anche il terzo cambio per il Venezia, perché a bordo campo è pronta Alice Guizzonato con la numero 11, riceve le ultime indicazioni da Mister De Bortoli ed è pronta a calcare la croisette del Paolo Barison. Qui Cimarosti recupera un pallone, poi duello con Centasso, duello molto fisico, poi Dalbeni in qualche modo ripulisce la sfera, prova a trasformare l'azione da difensiva in offensiva per Zuanti, che è molto veloce e riesce a evitare Furlan. Attenzione a Zuanti, tanto campo a destra, può entrare nel di rigore, può servire il pallone orizzontale al centro, Bonassi con una mano riesce a intervenire, poi torna dalla parte opposta, l'anticipo però di Giada Tomasi. Allora Sovilla, che però non ha troppe opzioni di gioco, qui prova il lancio in avanti ma colpisce Dalla Santa. Ancora scambio sulla breve distanza con Giada Tomasi, pallone a mezza altezza per Trevisiol. Trevisiol prova a farsi largo su Centasso, che le tocca il pallone. Ecco il terzo cambio, allora abbandona il terreno di gioco Gloria Roncato, la numero 13, forse una delle meno appariscenti della formazione arancio-nero-verde. Sicuramente ha impresso il suo marchio su questo derby nettamente a favore della squadra veneziana. Dunque entra un'altra classe 2001 come Guizzonato, vediamo come va a sistemarsi all'interno di quello che è lo schema sicuramente più difensivo, ma non potrebbe essere altrimenti, da parte di mister Alessandro De Bortoli. Mantoani qui vede lo scatto a destra di Giada Tomasi, che può pensare al cross, prova invece a sfondare a destra, pallone al centro, colpo di testa di Centasso, calcio d'angolo ancora per il Permac, e allora si avvicina come al solito Karin Mantoani per cercare di dire la sua. Nel frattempo, in tema di risultati sicuramente molto evidenti di questo pomeriggio, un po' come ci aspettavamo, il Trento sta vincendo 5-0 con le Torri, sul campo delle Torri, la Torre di Quartesolo, 6-0 per il Brixen in casa con il Portogruaro, 0-0 invece tra Isera e Spal. Angolo però di Karin Mantoani, Pinel ancora una volta svizzera più che veneziana nell'abbrancare il pallone. Goleade in fondo alla classifica che erano assolutamente prevedibili. Aspettiamo di capire se uscirà una vincitrice dal confronto tra Isera e Spal, formazioni che con 8 punti ospitano e sono ospitate
dalla terzultima mattonella della classifica alle loro spalle, Portogruaro a 7 e Le Torri a 4. Sarà sicuramente una lotta a salvezza appassionante fino all'ultimo, perché queste 4 formazioni hanno fatto punti solo negli scontri diretti tra di loro. Lo stacco è evidente in classifica perché l'Oristano, che è il quintultimo, è a 14 punti con 5 lunghezze di vantaggio sull'Isera e sulla Spala, appunto, ma sembra abbastanza tranquillo già da ora per chiudere la stagione ben lontana dalle mattonelle più pericolanti. Martinis, qui molto fisica nell'anticipo su Tasso, poi Modolo, pallone per Sovilla, attenzione perché questo è un buon tentativo, pallone al centro, Pinel troppo corto questa volta il cross, ma era una buona imbeccata quella per Gaia Sovilla, che sta provando a far vedere molto a destra, lei che da questo punto di vista rappresenta la prima svolta destrorsa del match, abbiamo detto, con Zilli, Cimarosti, fantasia mancina al potere. Attenzione al pallone in avanti per Dalla Santa, posizione regolare, Dalla Santa interviene su di lei, Gava, ancora la numero 8, prova ad andare via, questa volta è bravissima, Carlotta Gava le impedisce il dribbling a rientrare ed è solo, almeno per questa occasione, calcio d'angolo quando siamo nel corso della mezz'ora della ripresa. Grande fair play, abbiamo visto anche tra le protagoniste in questo caso. Ancora un quarto d'ora. Ma ripetiamo, il Permac, almeno per l'orgoglio, deve cercare il gol della bandiera, deve cercare di impensierire la retroguardia arancio-nero-verde che finora non ha concesso davvero nulla alla formazione di casa. Alice Zuanti dalla bandierina, pallone a centro area per la conclusione di Dalla Santa, che trova al volo la sfera, l'impatto con la sfera, poi palla respinta dalle centrali difensive rosso-blu, rimessa ancora a favore delle ospiti che non rinunciano ad attaccare. Zuanti sicuramente molto meglio nel secondo tempo, più in grado di incidere sul gioco delle ospiti, oltre ovviamente ad essersi ripulita in qualche modo la coscienza dopo i 2 clamorosi errori del primo tempo, con una bellissima rete, un bellissimo destro all'incrocio dei pali che ha impedito qualsiasi tipo di intervento a Alice Bonassi. Calcio d'angolo, ancora una volta si irrobustisce il ruolino dei corner a favore della formazione di De Bortoli, che quando attacca sembra sempre in grado di farlo con una certa proficuità. Cambiano anche le tiratrici, questa volta è Chiara Tasso che va al centro dell'area di rigore, prova a farsi largo Centasso, ancora una volta quello che potremmo definire un fallo di confusione fischiato dal direttore di gara, il signor Benevelli di Modena. Vediamo anche se c'è del movimento a bordo campo. Nel Venezia si scalda il numero 19 Asia Prosdocimo. Evidentemente mister De Bortoli pensa anche alle più giovani, Prosdocimo è una 2003, che quindi potrebbe cogliere la possibilità di inserirsi a referto nel pomeriggio vittoriese. In casa rossoblu si scalda prevalentemente Arianna Cartelli, classe 2002, che ha giocato da titolare la partita sul campo delle Torri, raccogliendo così la seconda presenza stagionale. Pallone ancora che Tristani a centrocampo, prova a creare qualcosa a Gaia Sovilla, Trevisiol, rientra e tocca per Tomasella, qui sfortunata, poi colpisce in pieno anche Centasso. Attenzione però, il gioco non era stato fermato e quindi, o forse sì, diciamo qui il direttore di gara dovrebbe intervenire subito quando una giocatrice viene colpita al volto. Poi l'azione era proseguita con il tentativo con la mancino di Cimarosti. Non puntualissima qui la segnalazione del direttore di gara, tant'è che vediamo se si riprende con la rimessa dal fondo di Pinel, oppure sì, direi di sì. Quindi il gioco era proseguito, si erano fermati praticamente tutti, anche la stessa Cimarosti era andata alla conclusione poco convinta, probabilmente perché supponeva che il gioco fosse stato bloccato, quindi situazione un pochino confusa che poteva essere gestita un pochino meglio qui da parte del direttore di gara. Bonassi, ultimo uomo, lancio in avanti, prova anche lei alla Bonucci a fungere da playmaker aggiunto difensivo. Il pallone sbatte però ancora sul centrocampo del Venezia, poi Gava un po' alla cieca, prova a rilanciare in avanti, nulla che possa essere domato da Gaia Sovilla, che comunque è stata un gran da fare sulla fascia destra per cercare di alzare quel baricentro, di alzare anche quella qualità che troppo spesso in questo periodo, in questo pomeriggio, questo periodo inteso come secondo tempo in particolare. Nel primo tempo ci avevano provato, non a caso sono arrivate le uniche 2 conclusioni del match, anche se larghe, della formazione rossoblu. Troppo poco però per spezzare questo
dominio, questa egemonia da parte del Venezia, che conduce per 4-0 con le reti di Tonon, Marangon, Dalla Santa e Zuanti. Qui proprio l'ultima ad aver iscritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori commette fallo, calcio di punizione. Allora il Permac va con Cimarosti col mancino prova a dettare il passaggio a memoria per Trebisiol, e in anticipo però l'altra numero 17, cioè Capitan Bellemo, che poi approfitta anche di un rimpallo. Ci avanti per Tasso, è entrata molto bene, grande qualità da parte della 2002, qui duello all'arma bianca con Martinis che le passa davanti, viene anche colpita dall'intervento in ritardo di Chiara Tasso, che in questi ormai 30 minuti della ripresa ha dimostrato perché è considerata un grande talento, una giocatrice di sicuro avvenire, è stata anche protagonista insieme a Ilaria Mella di molti raduni delle nazionali giovanili. Intanto quarto cambio per il Venezia, abbandona il palcoscenico della città della vittoria anche una grandissima Elisa Dalla Santa. 2 pali e una rete, lascia il campo alla numero 20, dunque non è entrata Asia Prosdocimo ma Aurora Attombri, che è comunque un'altra 2003. A questo punto minutaggio anche per le giovani speranze del sodalizio veneziano. Elisa Dalla Santa che si candida, direi indiscutibilmente, alla palma di Woman of the Match, con la rete, con i 2 pali, ma anche con le tante azioni pericolosissime costruite in tutti questi 80 minuti in cui è rimasta al servizio della squadra. Ex giocatrice di, abbiamo detto, Unterland Amen, Bassano, Trento Clarenzia, con quasi 90 gol in circa 130 presenze in carriera, score che la pone evidentemente come giocatrice di categoria superiore, categoria nella quale tra l'altro ha giocato appunto con le maglie di Trento e Unterland. 10 minuti al termine, 9:30 per la precisione, col Permac che ci prova ancora, ma dobbiamo dire che ci saremmo attesi un'altra reazione, un altro tipo di pragmatismo da parte delle ragazze di mister Massimo Zoni, che devono sicuramente rialzare la testa, perché quest'oggi è mancato qualcosa anche in termini di orgoglio, quell'orgoglio che deve ritornare domenica prossima sul campo del Trento, che è un'altra squadra che staziona a buon diritto tra le Big Five. Tra quelle che si sono esibite qui al Barison nel girone d'andata è stata sicuramente quella che ha convinto di più, con un gioco lineare, molto solido, molto concreto, magari a tratti non incredibilmente spettacolare, ma formazione costituita da giocatrici che si conoscono molto bene, che sono cresciute anno dopo anno e che sembravano in grado di impensierire la capolista, il negus di questo campionato, ovvero il Cordefranca di Roberto Salterio, che poi però è riuscito a uscire indenne dagli scontri diretti e dunque a scavare quel piccolo ma fondamentale vantaggio che pone, ripetiamo, la formazione della provincia bresciana di fatto a un passo, a un tiro di schioppo dall'incoronazione matematica verso la Serie B. Partita che però, ripetiamo, non è ancora terminata e soprattutto deve permettere alle tose di trovare il gol della bandiera. Tommasella, qui un ottimo pallone per Karin Mantoani, che ha un momento, un break per poter andare sulla destra, pensare anche alla conclusione interessante, che Sibila non lontanissima dal montante di Alice Pinel. Questo era lo spirito che dovevano metterci i ragazzi di mister Massimo Zoni da subito. Ora c'è anche il secondo cambio del match per la formazione di casa, abbandona il campo Gaia Sovilla, come al solito generosa, come al solito capace di ricoprire 2 ruoli nella stessa partita, centrale di centrocampo e poi esterno. Entra Arianna Cartelli, seconda presenza consecutiva per lei dopo la buona prova espressa contro le Torri. Cartelli, che è una centrocampista centrale, dunque va a avvicendarsi sempre accanto a Laura Tommasella, che di fatto ha beneficiato di 3 compagne diverse accanto a lei, prima Gaia Sovilla, poi Carlotta Modulo ed ora Arianna Cartelli. Pallone in avanti ancora per Karin Mantoani, ora Cartelli tocca il suo primo pallone in orizzontale per Tommasella, ancora la buona l'apertura destra per Karin Mantoani, che ha un po' di spazio, in anticipo su Sabadin, può pensare al cross in mezzo, pallone interessante centrale, diventa quasi un tiro, Pinel evita anche che la sfera scivoli oltre la linea di fondo, qui forse rischiando anche di regalare il calcio d'angolo alle avversarie. Comunque sicurezza sempre inappuntabile da parte dell'estremo difensore
del Venezia su tutti i traversoni, su tutti i calci da fermo, magari non battuti sempre in modo esemplare dalle protagoniste rossoblù, ma qualità, il dirigere la difesa, il chiamare palla sicuramente hanno dato ancora più sicurezza alla formazione veneziana. Pallone davanti ancora per Zuanti, che evita anche Bonassi, e qui una beffa clamorosa per la numero 20 del Permac e per il portiere rossoblù. E Alice Zuanti fa doppietta e soprattutto fa 5-0 per il Venezia. Qui sorprese centralmente ancora le ragazze di casa, e dunque infila la manita la formazione di mister De Bortoli, che si regala un derby difficilmente dimenticabile, un derby che a questo punto non era in discussione neanche prima, ma possiamo dire che insomma prende la via di Venezia in prima classe senza indugio alcuno. Mancano 6 minuti al termine, sconfitta che sicuramente dovrà far riflettere le tose, perché al di là della differenza tecnico-tattica evidente, ma questo lo sapevamo anche alla vigilia, quello che è mancato oggi è il carattere, è mancata una reazione d'orgoglio. Qui Carlotta Gava prova a proporsi in avanti, pallone basso, Sabbadin allontana nella zona di Tonon, che nella ripresa è stata, diciamo, straripante come nel primo tempo, ma ha espresso comunque un'ottima prova complessiva con tanto di gol, che ha sbloccato il match dopo 4 minuti. Mantoani, pallone nel deserto, non ci possono arrivare né Cartelli né Trevisiol. Noi ricordiamo sempre che questa squadra si fonda e riparte dall'ossatura della primavera dello scorso anno, primavera renata con ottimi risultati da mister Razzoni, squadra che era stata costruita per un campionato interregionale, ma che, visto il ripescaggio della scorsa stagione della prima squadra rossoblù in serie cadetta, ha dovuto affrontare un campionato nazionale con avversarie come Sassuolo, Juventus, di cui si ricorda un primo tempo molto buono, molto interessante a Vinovo, partita poi finita 7-0, ma nel primo tempo le tose hanno davvero espresso grande qualità contro una squadra che evidentemente ha dei mezzi imparagonabili. Pensiamo ai risultati che sta ottenendo nella Serie A, con un dominio che sostanzialmente si sostanzia dalla stessa creazione della Juventus, dall'acquisto del titolo sportivo del Cuneo, che ha visto appunto la squadra, tra le altre, di Girelli e Bonansea vince lo scudetto e avere ormai le mani anche sul tricolore di quest'anno. Ovviamente la primavera è il serbatoio da cui sono uscite tante giocatrici che ora affrontano anche i campionati di Serie A e Serie B, e il Parma che in quell'occasione si è comportato molto bene. Qui Trevisiol ha provato a farsi vedere, conclusione strozzata in diagonale, pallone che scivola oltre la linea di fondo. Meno di 4 minuti al termine, con il Venezia avanti per 5-0. Ricordiamo ancora nel primo tempo le reti di Tonone e Marangon, nella ripresa dalla Santa la doppietta di Alice Zuanti, ma anche i 2 legni colpiti dalla stessa Dalla Santa, dunque il punteggio che poteva essere ancora più spietato nei confronti delle rossoblù. Vedremo anche se l'arbitro riuscirà di accordare dell'extra time, dei minuti di recupero. Da regolamento dovrebbe, in caso di interruzioni, farlo comunque, ma talvolta i direttori di gara preferiscono sbrigare la pratica, concedendo in queste occasioni sostanzialmente il minimo consentito dal regolamento, ovvero i 90 minuti. Venezia ancora che attacca con Bellemo, che sterza su Cimarosti, pallone con la Mancino, irraggiungibile per Dalben. Mantoani, pallone allora all'indietro per Bonassi, che può salire, partita che evidentemente non ha granché da dire, partita che purtroppo non ha offerto neppure quell'episodio per ricordare, insomma, un pallone alle spalle di Pinel. Trevisiolo ora sgomita, poi apertura per Cimarosti, pallone difficilmente controllabile. Dicevamo domenica prossima testa alta in quel di Trento contro una squadra che sicuramente non regalerà nulla, che ha spugnato il Barison 2-0 qui, ma che anche in quel caso ha offerto una prestazione di indiscutibile superiorità per tutti gli ingredienti che poi abbiamo ricordato, per le capacità, per la storicità che contraddistingue appunto la formazione trentina. Qualche minuto, qualche scampolo anche di finale di partita per, ora sì, per Asia Prosdocimo, classe 2003, al posto di Iole Dalben.
88-30, Permac che ha effettuato solo 2 cambi dopo i 5 invece del Venezia. Nella squadra rossoblù sono entrate Arianna Cartelli e Carlotta Modolo. Dicevamo che questa partita segna anche l'inizio del lungo rush finale, ne approfittiamo per ricordare il prossimo appuntamento qui al Paolo Barison, appuntamento che speriamo ovviamente sia molto più memorabile di quello odierno, anche se l'Unterland Amen, avversario domenica 16 maggio della 21esima giornata di campionato, è una squadra sicuramente da non sottovalutare, una squadra che è incollata in classifica proprio al Permac, che ha superato il rossoblù vincendo ieri 1-0 sul campo dell'Oristano. All'andata ci fu un bel successo delle Tose, 2-1. Unterland Amen che rappresenta anche una squadra con cui c'è un rapporto che va oltre le dinamiche del campo. Tanto la conclusione tentata proprio dalla neo-entrata Prosdocimo, pallone che colpito da Tomasi finisce in calcio d'angolo. Unterland Amen che ha rappresentato, dicevamo, un incontro non solo calcistico ma anche umano, anche nel corso del girone d'andata, anche in quell'occasione, ma su iniziativa addirittura del presidente del sodalizio altoatesino Fabiano Nardon, ci fu un momento dedicato alla memoria di Giovanni Bolzano. Abbiamo vissuto sicuramente la grande emozione anche quest'oggi, iniziale, tanto Tasso, ancora una volta però, i Bonassi cercano di prendere il pallone, di fatto regala il calcio d'angolo al Venezia. Questi sono anche gesti un pochino di frustrazione. Siamo oltre il 90esimo. Non abbiamo visto la segnalazione dell'extra time che arriva in questo momento, sono 3 minuti di recupero, intanto calcio d'angolo battuto in maniera perfettibile dal Venezia, ancora meno di 180 secondi per questi ultimissimi scampoli di partita. Dicevamo, prossimo appuntamento qui sulla Tenda TV, domenica 16 maggio, Permac Vitervento Unterland Amen, partita che sicuramente dirà molto di più di quanto abbia potuto fare quest'oggi, se le Tose meritano un posto nella top 5, top 6 di questo campionato. Ci sarà un'altra partita molto molto dura, poi col proseguo di stagione, qui al Barison arriveranno anche il Porto Gruaro, per quello che è sicuramente un altro derby interessante, ma arriverà anche il Corte Franca, da capire se la formazione di Mister Salterio arriverà già promossa matematicamente in Serie A, in Serie B, scusate ovviamente, oppure se lo farà con lo stesso piglio che ha espresso per tutto il campionato, con risultati davvero incredibili a tratti. Venezia che sicuramente esce dal Paolo Barison con una partita da incorniciare. Abbiamo detto che però gli obiettivi di questa formazione erano diversi da quelli del terzo quarto posto che si va a delineare in questo finale di stagione. La corsa è comunque ancora aperta per la seconda piazza, perché sono 4 i punti di ritardo dal Trento e 2 dal Brixen. Trento che abbiamo detto sta vincendo senza difficoltà sul campo delle Torri per 5-0, 6-0 invece del Brixen sul Porto Gruaro. Ci arriva anche la notizia del vantaggio della SPAL sul campo dell'Isera, e questo potrebbe essere davvero un risultato che toglie le castagne dal fuoco per quanto riguarda la formazione ferrarese. 1-0 anche del Padova, nella partita si preannunciava di grande equilibrio con la Triestina sul campo delle rossalabardate. Ultimo minuto di gioco con Karim Mantoani che difende il pallone. Prova l'apertura per Cimarosti, in anticipo però Bellemo. A tratti difficilmente superabile, anzi togliamo il difficilmente, insuperabile sulla propria fascia di competenza. Tasso, ancora la sovrapposizione di Bellemo che va al cross di rigore, prova la conclusione. Si trattava di Guizzonato. Anche qui forse Alice Bonassi poteva bloccare il pallone. Comunque calcio d'angolo, ormai superata la barriera della doppia cifra anche dei calci d'angolo, dei corner per quanto riguarda il Venezia. Allora probabilmente è l'ultima azione del match, con Tasso che chiama lo schema, pallone al centro dell'area di rigore, lo stacco tentato da Centasso, non trova lo specchio della porta e probabilmente sul rinvio dal fondo di Alice Bonassi si chiuderà questo pomeriggio sicuramente dimenticabile per la formazione vittoriese, che dunque cede nettamente 5-0 al cospetto di un Venezia troppo superiore, che ha trovato la rete già 2 volte nel primo tempo, nel primo quarto d'ora, con Tonone Marangon nella ripresa in apertura al gol di Zuanti, poi Dalla Santa e poi ancora Zuanti. Dalla Santa che è stata mattatrice dell'attacco,
che sale a quota 20 reti in questo campionato, legittimando ancora di più il proprio piazzamento in vetta alla classifica cannonieri non solo della propria squadra ma anche dell'intero girone. Anche Alice Zuanti con questi 2 gol si fa largo all'interno di quello che è il ruolino delle statistiche, salendo a quota 14 reti stagionali e agganciando quindi Andrea Scarpellini del Cortefranca, che peraltro ha dovuto concludere la stagione in anticipo per infortunio, e Michela Zanetti della Triestina. Con le immagini della grande gioia, e non potrebbe essere altrimenti, da parte delle giocatrici arancio-nero-verdi, che si avvicinano anche a bordo campo perché ci sono dei tifosi della Venezia che si sono inerpicati per venire a tributare il loro omaggio da fuori, in questa partita ovviamente a porte chiuse, alle loro giocatrici. Venezia che quindi chiude i conti dopo la gara d'andata, dopo il beffardo 3-3, dopo aver perso quei 2 punti sicuramente importantissimi sul cammino delle proprie ambizioni verso la conquista della Serie B, della Serie Cadetta. Oggi fanno pace con loro stesse, perlomeno rispetto appunto a quella gara d'andata, vincono 5-0 Vittorio Veneto e legittimano la loro posizione nell'elite di questo campionato. È tutto, direi, dallo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto. Io ringrazio per le riprese l'esordiente Stefano Mella in questo ruolo, alla regia ovviamente il sempre preciso e puntuale Federico Campodall'Orto insieme a Davide Parpinello. Abbiamo detto domenica prossima Tose impegnate sul campo del Trento, 19ª, anzi 20ª giornata del girone B di Serie C. L'appuntamento, come già ricordavamo, qui sulla Tenda TV è per domenica 16 maggio, ore 15, 21ª giornata, Permac Vittorio Veneto contro Unterland Amen. È tutto, al prossimo appuntamento sulla Tenda TV. Intanto un grazie da parte di Paolo Pappagallo.